te. Ed allora prendi questo uomo che non ragiona sempre in sé. La follia, d'abbracciarti e perdonarti. È una voglia che sta esplodendo in me per te. Io piangerei, io morirei, che so chi sei per te. Solamente male mi farai. La follia, d'abbracciarti e perdonarti. La follia. Buongiorno, buongiorno, ho aperto questo lunedì, questa settimana con questa canzone La follia, perché veramente siamo alla follia, quello che sentiamo tutti i giorni, queste guerre veramente incredibili, anche perché vediamo che muoiono, sono le fragilità, la povera gente, i grandi capi sono all'estero al sicuro. La follia che non si rendono conto che non ce la facciamo più a vivere con gli stipendi che abbiamo. Avete sentito la povertà che numeri anche qua da noi nel territorio, 28.000 famiglie solo a Treviso, per non parlare del problema dei sindaci che non hanno soldi per dar fronte a tutte le richieste che hanno. Per non parlare della sanità, le liste d'attesa che non riusciamo a capire, ma si parla molto di pista da bob e del ponte dello stretto di Messina e le altre cose che servono quando ne parleremo questa mattina con un ospite gradito che è Paolo Tonin, vice sindaco Campo San Martino, Lega. Allora, Tonin, cosa ci racconta? Da qualche giorno, Lega si lega da ieri. Decennio. Allora, cosa ci racconta Paolo Tonin? Cosa sta succedendo anche nella Lega? Queste divisioni all'interno che non fanno di sicuro bene al partito, ma ci sono, bisogna parlarne. La verità, questo Salvini che vira da una parte mentre la vecchia Lega virerebbe da un'altra parte. Prego Tonin. Beh, allora, i problemi interni alla Lega, diciamo, sono noti, credo siano anche stati dibattuti negli ultimi congressi. Io però prendo atto di quella che è la situazione, diciamo che adesso c'è una gestione, vediamo, siamo al governo, stiamo facendo, credo anche abbastanza bene sotto un certo profilo, stiamo tirando una coperta che purtroppo è molto stretta nella direzione, diciamo, di quello che è possibile fare, ecco. Chiaramente le priorità mie personali, ma anche di molti del mio partito, credo non siano sicuramente quelle del ponte di Messina, ma ne prendiamo atto, è una cosa che rimane in piedi già da tanti anni, è un'opera che sembra stia andando verso la direzione della realizzazione e quindi vedremo Mirella. Ecco. Salutiamo anche un altro gradito ospite che è il professor Mauro Varotto, geografo all'Università di Padova. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Buongiorno. Professore, sentendo il ponte di Messina e sapendo che lei era imbottigliato nel traffico, forse qualcuno dovrebbe pensare anche alle nostre infrastrutture che fanno acqua da tutte le parti. Cosa dice professore prima di parlare del suo lavoro? Lei cosa ne pensa? Si è perfino bloccato. Dai professore, ci dica come cittadino, poi andiamo al professor Varotto, geografo. Ma come cittadino cosa posso dire? Quando succede che ci sono piogge o situazioni meteorologiche particolari, tutto va un po' in tilt, quindi chiaro che dovremmo immaginarci delle situazioni che fossero resilienti anche in questi casi qui, però non è semplice. Non è semplice, però prevedono anche questo inizio di novembre, ecco, con delle allerte che non fanno ben sperare. Cosa ci dice, professore? Purtroppo tutti i nostri modelli previsionali non valgono più, nel senso che
Noi abbiamo delle statistiche che riguardano gli ultimi 30 anni dal punto di vista climatico, quindi statistiche di piovosità, di intensità dei fenomeni, eccetera. E tutte le infrastrutture, anche gli interventi che si fanno, vengono parametrati a questo tipo di modelli, ma questi modelli non sono più validi per quello che sta accadendo oggi. Quindi noi dobbiamo immaginarci una situazione in cui quello che noi prevediamo essere appunto la capacità di resistenza o di portata, diciamo così, degli interventi che facciamo sono basati su modelli climatici che non sono più validi, perché ovviamente l'intensità e la portata di questi eventi sta superando le medie trentennali degli ultimi decenni. Quindi dobbiamo prendere atto di questo e come dire, ammettere che noi siamo vulnerabili. Professore, io ho avuto ospite la professoressa Mazzoleni, ecco, una delle più grandi urbaniste che abbiamo, e lei si è detto sì, cambiamento climatico, ma anche l'uomo ha messo molto del suo perché ha cementificato dappertutto e l'acqua quando arriva purtroppo non la possiamo fermare e va dove andava sempre. Ecco, anche questo cemento che non è stato preventivato, nel senso che si sapeva benissimo, perché i tecnici, i bravi tecnici, li abbiamo sempre avuti, e anche gli urbanisti. Il problema è che i sindaci, molti sindaci si tenevano l'urbanistica perché voleva dire piani regolatori, senza consultare magari il vero tecnico, il vero urbanista, che ti può dare il là dove costruire o non può costruire. È vero o non è vero, professore? Non c'è dubbio, abbiamo cementificato, abbiamo impermeabilizzato suoli, abbiamo consumato suoli che hanno una storia millenaria, quindi è chiaro che per un vantaggio immediato, cioè un vantaggio economico immediato direttamente, come dire, incassabile, abbiamo compromesso un equilibrio di lunga durata. È chiaro che insomma dovremmo immaginarci un modo di gestire il territorio che non sia semplicemente il ritorno immediato dal punto di vista economico, ma che ci sia in qualche modo un equilibrio anche con i tempi medi, i tempi lunghi di questi eventi che hanno delle ricorrenze a volte decennali, a volte centennali, ma sono ricorrenze che evidentemente vanno messe nel conto. Soprattutto la impermeabilizzazione delle aste fluviali, la riduzione dello spazio, diciamo così, delle casse di espansione dei fiumi è all'ordine del giorno oggi. Pensiamo anche per esempio alla cassa di espansione in progetto delle Grave di Ciano, che è molto contestata dalla popolazione locale, da comitati. È un modo per mettere in sicurezza l'asta del Piave, in cui le aree golenali oggi sono coltivate a prosecco. Allora è chiaro che se noi vogliamo, al di là della cementificazione, come dire, sfruttare ogni minimo metro quadro a ridosso del fiume per altri usi, senza considerare il respiro stesso del fiume, ci troviamo poi a fare questi grandi interventi, questi mega interventi puntuali in alcune zone, che tra l'altro compromettono anche lì degli equilibri naturalistici, per salvaguardare un interesse economico immediato, appunto, in spazi che in realtà il fiume ha sempre, come dire, sono sempre stati suoi. Quindi questo tema del consumo del suolo e della gestione del suolo e della cementificazione è un tema assolutamente legato ai cambiamenti climatici e fa da moltiplicatore evidentemente del rischio. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Pronto? Pronto? Rinaldo non c'è. Allora, Tonin, lei è stato sindaco, adesso è vice sindaco, i problemi li hanno veramente i sindaci, ma i problemi, molti problemi se li sono tenuti i sindaci, non tutti ma molti, proprio che riguarda l'urbanistica, perché è un tema molto particolare, un settore particolare, perché come spiegavo, piani regolatori, e abbiamo visto cosa succede poi con i piani regolatori. Ecco, in base alle parole che ha sentito dal professor Mauro Varotto, geografo, come commenta Tonin? Beh, commento in questa maniera, diciamo, sicuramente l'urbanistica è stato un sistema per finanziare anche i comuni, diciamo, no? Per cui c'è stata una ramificazione su tutto il territorio delle costruzioni, delle lottizzazioni, delle zone industriali e quant'altro. Secondo me quello che è mancato è stata una programmazione sovracomunale, cioè nel senso che ogni comune ha fatto le proprie lottizzazioni, le proprie aree industriali e quant'altro.
Sicuramente doveva essere fatta delle programmazioni per creare aree industriali multicomunali, delle lottizzazioni che prevedessero, mantenendo le aree verdi e le aree agricole, diciamo, il più possibile incontaminate. C'è anche una mentalità, soprattutto in noi veneti, per cui ognuno di noi vorrebbe che il figlio avesse la casa vicino al genitore, tutte queste, per cui anche una prolificare delle costruzioni in aree agricole è significativo, perché la casa del genitore, del figlio, che poi molto spesso rimangono inabitate quando muoiono abbiamo molte case disabitate, molte case, ecco, credo che in questo senso dovrà provvedere, secondo me, la nuova legge sul risparmio di suolo, diciamo, che dovrebbe privilegiare le ricostruzioni, quindi in questa direzione dobbiamo andare. Tornando invece al tema delle manutenzioni dei fiumi, dei canali, queste cose qua, credo che sia il tema del futuro, perché noi ci troviamo dai fossati ai fiumiciattoli di piccola portata, ai grandi fiumi, tutti quanti che sono un po' da manutentare, e quindi lì serviranno molte risorse che ad oggi credo non ci siano, insomma, i consorzi di bonifica e tutti quelli che Genio e quant'altro, credo, siano chiamati ad effettuare queste manutenzioni, ma per far questo ci vogliono i fondi, bisogna pensare a mettere là i fondi. Antonia da Breganze, ciao Antonia. Buongiorno dottoressa, Buongiorno. mi sono qua per ringraziarla mille volte per quello che si è preso in carico della mia situazione, e una grazie particolare anche al signor Miotello, che ha detto che se il può e fa qualcosa. Ecco, sono contenta. Vedi, quello che si può per aiutare. Mille volte. Ma ci mancherebbe Antonia, quello che posso lo sapete che lo faccio volentieri di più, di sicuro non ho la bacchetta magica. Grazie mille, grazie Antonia, giornata. Un abbraccio a tutti quelli che chiamano, che vorrebbero che io risolvessi i loro problemi, ma io non posso rischiare anche la diffamazione a volte, perché veramente mi chiedete delle cose che per me sono impossibili, ma dove posso lo faccio. Allora Paolo Tonin, è vero quello che lei dice, però è anche vero che in tutti questi anni noi abbiamo avuto anche la possibilità di fare quello che lei ha detto, nel senso, siamo stati in periodi che veramente le casse sia comunali che provinciali che regionali che nazionali stavano bene, anche se eravamo sempre in rosso, col PIL non ne parliamo, però non si è mai pensato di intervenire nella maniera giusta. Io ho avuto un ricercatore, e qua lo chiedo anche al professor Varotto, che ha detto: in Cina e in altri stati importanti si costruisce anche dove non si potrebbe costruire, perché hanno adoperato una tecnica innovativa che si può fare, però hanno investito molto. Noi non abbiamo investito niente. Non è vero che non si può costruire dove non si potrebbe costruire. Il problema è che ci vogliono tecniche rivoluzionarie, che noi siamo indietro anni luce. Sentiamo il professor Varotto cosa dice. È vera questa storia che si può costruire anche dove non si potrebbe costruire, però ci vogliono delle tecniche particolari molto costose? Non so cosa faccia riferimento questo collega ricercatore, io dico solo che noi abbiamo una necessità di ridurre l'impermeabilizzazione dei suoli e abbiamo bisogno di sfruttare al meglio tutto quel patrimonio sottoutilizzato, appunto, di cui parlava anche il vostro ospite in studio, cioè noi abbiamo una quantità di edifici non utilizzati che purtroppo sono anche il portato di un diritto di proprietà assoluto, nel senso che dovremmo tornare forse di più a un diritto d'uso più che un diritto di proprietà. In questo senso, se c'è un patrimonio dismesso, inutilizzato, che evidentemente non ha utilità per il privato e non ha utilità per il pubblico, è giusto che il pubblico intervenga con delle politiche che, penalizzi chi non utilizza in maniera appropriata. Non è possibile pensare che
un po' come si pensa alla Veneta, giustamente, no? Sono proprietario io di questo posto, faccio quello che voglio. Non è così. Noi siamo custodi del territorio, non siamo proprietari. E quindi nel momento in cui l'uso è improprio, perché si impermeabilizza troppo, perché non si utilizza, perché si costruisce e poi si lascia lì, ecco, in quei casi lì è giusto che l'interesse pubblico prevalga sul privato. È una cosa sicuramente fastidiosa da sentir dire, perché siamo abituati a un'idea di Stato che ti impone delle regole che tu non capisci, però non si va da nessuna parte nella misura in cui appunto ognuno pensa per sé. L'ha detto prima il vostro ospite, se ogni comune, ogni sindaco, ogni micro comunità pensa per sé, noi non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo pensarci insieme e questo significa appunto anche progettare in maniera, diciamo così, che sia il più possibile, diciamo, orientato all'utilità di tutti, non all'utilità solo di qualcuno. E pensare anche con tempi lunghi, chiaramente, non in tempi brevi del ritorno immediato, senza considerare poi invece le conseguenze negative nel medio e lungo termine di quello che abbiamo realizzato. Perché questi sono vuol costi dire, che professor Varotto, pianificare anche il territorio, pianificare, ecco, e avere una buona pianificazione. Tonin, come commenta? Mi sembrano parole sagge di più. Io sono molto d'accordo col professore, perché è esattamente quello che dicevo prima, cioè la pianificazione ormai deve essere sovracomunale, cioè deve riguardare i comuni, perché i proprietari del territorio sono i comuni, ma in collaborazione, che ne so, con la provincia e con la regione, eventualmente con una legge nazionale che preveda un determinato tipo di sviluppo che va pianificato insieme fra questi vari enti, coinvolgendo anche i responsabili proprio del territorio, che sono appunto i consorzi di bonifica, che sono il genio civile per quanto riguarda i grandi fiumi. Quindi è una programmazione da fare. Credo che sia presa però una direzione in questo tempo proprio con quella legge che riguarda il risparmio di suolo, insomma, ecco. Però Toni, voi siete in regione, mi sembra che il nostro presidente Zaia sia là da più di 30 anni. Cioè questa pianificazione del territorio, prima che era Galan, ma gli era vice, era sempre là, diciamo, non era che fosse da un'altra parte. La mia domanda è questa, ma perché soprattutto non si è pensato di coinvolgere, ecco, gli addetti ai lavori, quelli seri che sanno, come sta spiegando il professor Varotto, perché queste cose si sapevano anche anni fa, non è che le sappiamo adesso, si sapeva che se si cementificava troppo i problemi a Iosa. Però si è continuato a farlo, tanto è vero che siamo il territorio più cementificato. Come mai? Allora, perché le sue parole sono in contrasto con quello che vediamo anche del partito. Prego. In contrasto con quello del partito, perché la programmazione purtroppo si fanno col tempo, e io da quello che so i vari esperti sono sempre stati coinvolti, ci sono le famose conferenze di servizio, ci sono tutta una serie di cose che credo siano state fatte anche nel passato. Adesso io non sono un tecnico specifico di questo settore, ma credo che le cose non siano venute a caso. Certo che questo ha costato con le istanze comunali, perché poi ci sono i famosi progetti comunali, no? Che poi entrano, si chiamano patti che mettono insieme vari comuni e così via. Cioè ogni comune tira la sua parte, cioè è chiaro che ci sono anche richieste delle cittadinanze, le zone industriali sono nate anche perché c'è stata un'espansione economica che ha richiesto queste costruzioni. L'errore secondo me dove è stato? È stato facendo ogni piccolo comune la propria zona industriale, le proprie zone così, e non facendole magari concentrate. Cioè, a me piace molto per esempio il sistema urbanistico che c'è in Francia. Ecco, la Francia c'è il paese con la zona industriale. E noi abbiamo la zona industriale su stradine grandi così. Mirella, parliamo però di espansioni territoriali molto diverse. Fermo, Tonissimo, me cade la linea di Rinaldo che l'ha ripresa, avanti, di Rinaldo, hai tu da bere il caffè? Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto è vera, fa schifo, lasciamo perdere che è un capitolo proprio perché è vera che si fa adesso non esegue, è un massacro che nel 2000 come che siamo noi altri 24, 23, è un insulto proprio a voi dire. E dopo credo che secondo i comuni tu hai dato un bancomat
perché i comuni con i palazzi, quelle robe chi l'ha fatto fare? Chi che costruisce paga gli oneri, no? E i soldi per il comune. E dopo chi è che l'ha costruito? Io. E la casetta, cosa vuol dire che sia la casetta? Io ho costruito centinaia di palazzi, dei capannoni che ne è il 50% delle sarai. Ed è una questione che non è una questione di civiltà, perché ti domandi adesso è più difficile, però il costruire dappertutto, basta che pagassi gli oneri perché il comune gastava i soldi, sempre per fare strade e robe per la gente, ma è sempre stata così. La politica non va mai contato niente, i soldi chi che ha la grana, comanda loro, costruisce dove chi vuole, i fatti chi vuole, sempre sta così. Allora, guarda la Lega adesso, siamo di aspettare, guarda, l'autonomia che è un insulto solo che scrive 2199 giorni che aspettiamo l'autonomia, e la Lega che gli dà il governo, e è sempre stata il governo, o un poco di qua, un poco di là, è sempre stata. Parla cosa che ha fatto, adesso si parla, adesso abbiamo perso tutti i voti e ora in cerca di ricostruire cosa, che tutti al governo, tutti la soluzione, e non combina niente. Poche sacque e si fa i fatti, perché la base con le pensioni, quelli della povera gente la bloccare, quelli dei politici niente da fare, anzi c'è da aumentare, ma mi fa schifo. Ma gli altri italiani siamo bacucchi, veneziani, veneti, perché vendiamo Dio. Cara Pinella, Dio sapete di. Ciao ai tuoi ospiti, buongiorno e buon lavoro. Ciao Mirella. Grazie, adesso ti risponderà sia Paolo Tonin che se vuole anche il professor Varotto, però prima andiamo a vedere e vi porto a Trieste, andiamo a vedere questa mareggiata a Barcola il giorno dopo, andiamo a vedere. L'abbiamo vista proprio tramite Tele4 e allora ci siamo un po' allarmati e oggi siamo venuti a vedere, anche se noi siamo frequentatori abituali di Barcola. Questa forse è la zona di Barcola più colpita dalla mareggiata di ieri. Da moltissimi anni non si vedevano danni così ingenti prodotti dalla forza del mare. Intere porzioni di pavimentazione di San Pietrini completamente divelte dal terreno, masegni saltati, altri San Pietrini che sono finiti in pineta. Questa è la situazione dove la gente sta letteralmente camminando tra le macerie. Dall'82 non capitava una mareggiata del genere, o almeno che ha prodotto danni così. Voi Sì. a memoria No. vi ricordate? Ne parlavamo prima con mia moglie e la nostra amica, no, sinceramente no. Masegno rotto sì, ma tutti gli scogli portati indietro. San Pietrini che sono arrivati? No, mai visto, mai visto. Mi dispiace, proprio parlavo prima con mia moglie. Sì, non saprei cosa dire, mi dispiace. A memoria si ricorda mareggiate No. ogni anno, ma un danni così mi pare di capire. No. Io personalmente non mi ricordo. Anni da maltempo, dall'82 non capitava una mareggiata con questi danni. Si ricorda episodi simili? No, sinceramente non ricordo, no. Una camminata fino ai Topolini e è veramente... Cosa ha visto? Masegni saltati, San Pietrini dappertutto? Sì, San Pietrini, la pineta è piena di San Pietrini. Ho trovato l'unica persona che non è di Trieste, ma sono nata qua e mi ricordo di sto posto che adesso l'ho visto proprio distrutto, perché sono venuta quest'estate e è una cosa che sconvolge. Temerari che fanno il bagno nonostante il mare mosso. Sì, ma è una tradizione, ogni settimana. Okay. Cosa ne pensate di questa mareggiata che ha eroso la riva? Danni così ingenti da tanto non si vedevano. Perché non siamo protetti dal scirocco, no? Cioè, siamo fortunati perché il vento forte di solito viene da nord. Allora, professor Varotto, come commentiamo queste immagini che lei ha descritto molto bene anche prima? Attenzione, perché qua non ce n'è più per nessuno, anche perché io vedo molti enti, e lo dico anche a Paolo Tonin,
ma alla fine rimango con un pugno di mosche in mano, perché passano tutti il cerino, non è colpa mia, è colpa sua, però noi i problemi li vediamo e nessuno si prende la briga di risolverli. Forse abbiamo anche troppi enti, smaltire qualcosa non sarebbe male, tagliare qualche ramo secco. Prego professor Varotto, in merito lo voglio su questo, ma a quello che abbiamo visto che abbiamo queste allerte nei prossimi giorni. Ma sì, questo è un esempio di magari evento ricorrente, magari con portata cinquantennale o centennale. Infatti le persone che vivono lì a Trieste non se lo ricordano, semplicemente perché quell'ultimo che è accaduto magari è accaduto 50 anni fa, 100 anni fa. Il meteo, il clima non è regolare, ha un meccanismo, diciamo così, a dente di sega, quindi si muove con degli alti e dei bassi, con delle oscillazioni. Il problema qual è? Che questi eventi, diciamo, estremi, che prima avevano una ricorrenza di 100 anni, 50 anni, adesso ce la ritroviamo ogni 10 anni, ogni 5 anni. Quindi l'energia termica che evidentemente il mare accumula aumenta l'intensità, la potenza di questi eventi e soprattutto la frequenza. La sciroccata, appunto, questo è un classico esempio di mareggiata da scirocco, quindi vento che proviene da sud, che per intenderci è anche quello dell'alluvione del 66, insomma, quindi da noi. Quindi questi venti di scirocco che praticamente spingono proprio in direzione delle nostre coste sono dei venti sempre più intensi, sempre più frequenti, sempre più forti, e quindi anche, come dire, la sistemazione riparia, no? La sistemazione costiera non è più adeguata, dobbiamo ovviamente rinforzarla, dobbiamo innalzarla, dobbiamo immaginarci poi tra l'altro che il mare stesso aumenterà di livello da qui ai prossimi decenni, insomma da qui al 2100 ormai si sa che il mare sarà più alto almeno di 1 metro, e tutto questo va evidentemente a spingere verso la necessità di ricalibrare completamente l'assetto idraulico non solo della costa, perché uno dice beh vabbè, 1 metro di mare in più cosa vuoi che sia, perdiamo un po' di spiaggia. No, c'è tutto un equilibrio idraulico dei fiumi che porta per esempio a sfociare a 1 metro di livello più alto, e quindi bisogna rinforzare gli argini, bisogna rinforzare le strutture, diciamo, anche a monte della fascia costiera. Molto chiaro, professor Varotto. Prego, Paolo Tonin, lei è stato sindaco, adesso è vice sindaco, i problemi stanno arrivando e i sindaci dove trovano i soldi per riparare tutti questi danni? Perché il cittadino poi va dal sindaco, non è che va dalla provincia, dalla regione o a Roma, va dal sindaco che è concoriandolo, no, con la coperta. Prego. Io credo che questo sia un tema che va oltre, diciamo, le possibilità dei sindaci, diciamo, questo è un problema di carattere minimo regionale, ma direi proprio nazionale. È chiaro che la natura fa la sua parte e quando si mette è incontenibile. Ecco, certi fenomeni credo siano inevitabili. Certo che se è vero quel che dice il professore, una crescita di 1 metro del livello dell'acqua sarebbe un fenomeno devastante, credo, perché indubbiamente oltre a quelli che sono i problemi delle foci, dei fiumi e così via, ci sono intere città che ne soffrirebbero, anzi anche qualche regione, cioè non credo sia... Speriamo che questo non avvenga, insomma, ecco, perché io credo che anche, insomma, i fenomeni si possono, anche i cicli si possono anche invertire, diciamo, ecco. Speriamo che ci sia degli inverni più freddi che consentano ai ghiacci dei poli di non sciogliersi così rapidamente come sembra stia avvenendo. Io mi auguro tutto questo, ecco, ma la allora natura... andiamo a vedere proprio, adesso andiamo a Belluno, da Trieste passiamo a Belluno, andiamo a vedere il servizio anomalia termica Marmolada e poi lo commentiamo e poi andiamo in pubblicità. Io direi che si monterà una situazione con un promontorio molto dinamico, quindi fase anticiclonica, con un'anomalia termica più accentuata in alta quota. Abbiamo proprio un duomo di aria calda legata alla struttura anticiclonica con lo zero termico che oggi
andrà a superare i 5.000 metri. Il dettaglio scientifico di ciò che sta accadendo in queste ore in quota a causa della nuova ondata di caldo eccezionale in montagna lo spiega il noto fisico e meteorologo dell'Ufficio Meteorologia del Centro Valanghe di Arabba, Robert Luciani Thierry, il professionista che nel 2018 previde la tempesta Vaia. Luciani parla di un duomo di aria calda per rendere visivamente più efficace il promontorio di aria calda piazzato sulle Dolomiti. L'apice della quota dello zero termico dovrebbe verificarsi nella libera atmosfera fra stasera e domani mattina attorno ai 5.050-5.100 metri di quota. E questo ovviamente avrà degli effetti sull'andamento termico in vetta alla Marmolada. 13,2 i gradi rilevati sabato a Punta Penia, ieri sfiorati 14 gradi ed è ipotizzabile che sia oggi che domani in vetta alla Marmolada il termometro segnerà 15 gradi e a distanza di un anno dal tragico distacco del seracco del ghiacciaio che travolse e uccise 11 alpinisti, la regina delle Dolomiti è osservata speciale anche se al momento dalla Protezione Civile trentina non sono stati presi in considerazione divieti nell'area sul versante nord, pur se agli escursionisti viene raccomandata la massima attenzione. L'anomalia dello zero termico potrà durare al massimo fino a mercoledì. Dire che è un record storico non glielo so dire in quanto la stazione che fornisce i dati in questo momento ha una anzianità minore di 2 anni, quindi sulla base del funzionamento di una stazione in vetta alla Marmolada da 2 anni a questa parte è difficile dire se ha già fatto così caldo o meno. Al momento, come conferma il direttore dell'ARPAV di Arabba Gianni Marigo, la stazione meteo dell'ARPAV sulla Marmolada è fuori uso da qualche settimana perché colpita da un fulmine. Le temperature ufficiali sono perciò quelle rilevate dalla stazione meteo dell'Associazione Triveneto. Questa situazione dovrebbe mantenersi direi fino almeno a venerdì, se non fino al prossimo weekend, pur avendo una leggera flessione delle temperature da mercoledì in poi. Questo in quota più che a valle. A valle conserveremo questo cuscinetto di aria molto molto calda e l'ondata di caldo dovrebbe perdurare almeno fino a domenica. Allora, professor Varotto, questo era un servizio di agosto, però mi sa che se andiamo anche adesso non è che cambi molto, anche perché in effetti anche oggi siamo vestiti autunnali, ma si può stare tranquillamente in mezze maniche perché c'è questo caldo come ha spiegato bene lei, che non fa ben sperare. Cosa ci dice, professore? Poi parla di pista da bob. Scusate se ritorno, ma parlare da pista da bob e vedere queste cose qua mi fanno venire ancora i brividi. Prego. Professore? Beh sì, la Marmolada purtroppo è in una situazione di malato terminale, l'abbiamo detto molte volte, queste temperature sono sicuramente anomale e sicuramente abbiamo avuto a che fare con incrementi importanti di temperature soprattutto nel periodo estivo, e un'estate che poi si protrae molto a lungo, cioè ormai appunto possiamo dire che abbiamo avuto anche un ottobre pienamente estivo, cioè con valori di zero termico che andavano oltre i 4.000 metri, che sono valori appunto quasi estivi sostanzialmente, ma non solo dal punto di vista, come dire, del picco di qualche giorno. La cosa che preoccupa è la costanza di queste temperature. Quindi la Marmolada, che si è dimezzata negli ultimi 25 anni in termini di superficie, è il segnale, è il termometro di un clima che effettivamente si è modificato in maniera radicale negli ultimi decenni proprio. Sinceramente però mi sento di contestare la speranza del vice sindaco, perché questa speranza che arrivi un periodo freddo è un po' come mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Noi dobbiamo prevedere, ormai purtroppo tutti i modelli climatici ce lo dicono, dobbiamo prevedere una fase calda che perdurerà a lungo, perché purtroppo i valori di CO2 in atmosfera sono in crescita ancora oggi, quindi nonostante i tentativi di riduzione, di passaggio alle energie rinnovabili, noi abbiamo ancora dei valori di CO2 che stanno crescendo a livello planetario, e questa CO2 qui la stiamo buttando noi nell'atmosfera, e finché non cambia questa curva dei valori della CO2 non possiamo immaginarci dei periodi freddi.
a meno che non succedano sconquassi di qualche tipo, ma dobbiamo veramente pregare, come dire, un miracolo divino. Allora, piuttosto che sperare, conviene intervenire. Insomma, mi auguro che sia questo l'obiettivo. Mi scusi, si può intervenire, cioè, perché bisogna parlare anche di prevenire, di prevenzione, se ne parla pochissimo, ma si può ancora fare prevenzione, cercare di mettere un freno a questo clima, ma proprio con l'aiuto di tutti, non fare comunità ma a livello mondiale, perché qualcuno continua a non ascoltare. Però abbiamo visto quei vaccini, quando prendono paura qualcuno ascolta e arrivano i soldi per la ricerca, per la scienza. Forse qualcuno dovrebbe anche prendere paura, perché l'abbiamo vista anche l'altro giorno che siamo andati su questi pianeti bellissimi, le meteoriti arrivano, ma qui sta arrivando una meteorite di quelle non classificabile, come lo sta spiegando lei, se non si interviene in qualche maniera. Prego. Ma ci vuole un impegno politico a livello globale, questo non c'è dubbio, però questo impegno politico a livello globale non può arrivare dal nulla, deve arrivare da una consapevolezza diffusa, e quindi qui c'è un grande lavoro da fare in termini di comunicazione corretta dal punto di vista scientifico. Purtroppo ci sono tantissime persone ancora che credono che in qualche modo questo sia, come dire, un cambiamento climatico ciclico, no? Faccio un esempio tanto per buttarla sul versante politico del nostro ospite. Quando noi siamo stati in Adamello quest'estate e abbiamo denunciato il fatto che il più grande ghiacciaio italiano scomparirà entro la fine del secolo se continuano questi dati di arretramento, è uscito, e quindi erano tutti i rettori delle università italiane che hanno dichiarato questo con gli ultimi studi di arretramento dell'Adamello. È uscito il giorno dopo, e ovviamente la notizia sui quotidiani, un tweet di Salvini che dice: ti dicono che il ghiacciaio dell'Adamello sta scomparendo, poi vai a studiare, non si sa bene dove abbia studiato Salvini, vai a studiare e capisci che sono fenomeni ciclici e non è colpa di Capezzone che sgasa con la sua Golf. Testuali parole del tweet di Salvini. Allora, finché un esponente politico di un partito tra i più importanti al governo dice queste cose, sta facendo controinformazione. E quindi non possiamo noi poi aspettarci che la gente sia consapevole e favorevole a interventi sui cambiamenti climatici per mitigare queste situazioni. Faccio un altro esempio, sempre sul Fatto Quotidiano, quindi altra sponda politica. Io ho comunicato le informazioni relative ai dati della Marmolada, nei social del Fatto Quotidiano una persona interviene e dice: ecco l'ennesima persona che ha l'interesse a vendere le batterie elettriche. Allora io non ho nessun interesse, nessuna azione della Tesla, no? Sto solo dicendo ciò che sta succedendo. Però se poi purtroppo l'opinione pubblica non viene in qualche modo orientata nella giusta direzione, è chiaro che anche il consenso politico manca nei confronti di azioni importanti che devono contrastare questi fenomeni. Quindi, ripeto, un'educazione, una comunicazione, un'informazione corretta è fondamentale. Il fact-checking cosiddetto, cioè il controllo di quello che uno dice, è fondamentale per evitare che la gente poi segua il primo strillone che passa per la strada o per la piazza. La ringrazio di averlo detto, professor Mauro Varotto. Penso che sia d'accordo anche Paolo Tonin, perché di fronte a un tecnico preparato c'è poco da dire. Lungi da me voler contrastare le opinioni. Quello che però mi sento di dire è questo, diciamo, noi italiani e noi europei purtroppo incidiamo per una percentuale estremamente minima, diciamo, sul problema, su questo problema di questo CO2 che si trova ecco, il tema è davvero di dimensione mondiale. È chiaro che noi dobbiamo fare sensibilizzazione, però è altrettanto chiaro che i punti decisionali che vanno a incidere su questo sono altrove, diciamo, ecco. Quindi è un tema effettivamente molto molto pesante. Noi dobbiamo fare quello che possiamo fare, ma è chiaro che è da altre parti che le decisioni vanno fatte. È chiaro che è un tema politico importantissimo. È altrettanto chiaro che noi siamo estremamente limitati in questo. Insomma. Pubblicità. E abbiamo in presenza Paolo Tonin, vice sindaco Campo San Martino Lega, e abbiamo collegato da Padova il professor Mauro Varotto, geografo all'Università di Padova. Prego professore, so che voleva intervenire su quello che diceva. Abbiamo perso il contatto? Vediamo se lo riprendiamo.
No, allora Tonin, il problema grande è che qualcuno riesca a capire che c'è un'emergenza, questa è l'emergenza del clima, però giustamente come dice il professor Varotto, se tutti quanti facciamo un piccolo passo anche noi, la comunità, l'abbiamo fatta anche con la raccolta differenziata, siamo bravi, tanto è vero che noi siamo anche i primi in classifica, forse tutti quanti assieme riusciremo a far capire che forse qualcosa si può fare. Ecco, è ritornato il professor Varotto. Professore, so che voleva commentare qualcosa prima della pubblicità che diceva Paolo Tonin. No, non è vero che noi siamo una piccola parte delle emissioni di CO2, l'Europa è al terzo posto dopo Stati Uniti e Cina, quindi non siamo proprio, come dire, così piccoli, ecco, vorrei dire questo. E ovviamente se noi facciamo il calcolo della CO2 emessa dal 1800 ad oggi, siamo il primo continente come quantità di emissioni, ovviamente facendo conto dello storico, quando noi abbiamo usato il carbone che adesso sta usando la Cina. Quindi siamo corresponsabili come gli Stati Uniti e come la Cina oggi. Certo, la Cina è il primo emettitore mondiale di CO2, ma noi siamo al terzo posto, non siamo proprio all'ultimo posto, ecco, questo volevo dire. Perché l'Italia fa parte dell'Europa e guarda l'Europa, lui invece si riferiva, Paolo Tonin, solo all'Italia, non all'Europa. Però anche l'Italia anche noi abbiamo la nostra parte. Adesso io non è che voglio entrare in discussione su dati certificati. È certo che comunque il problema è di caratura internazionale, chiaramente si risolve a livelli più alti. Io penso all'ONU, insomma, in sti casi qua, perché è davvero un tema che va affrontato a livello mondiale, diciamo, ecco, quindi su questo non... Però professor Varotto, sentendo quello che lei dice, e la ringrazio anche per la chiarezza con la quale sta spiegando anche i problemi climatici, che non è semplice a volte da capire perché parlano troppo tecnico, e di questo la ringrazio. Però c'è un problema che le guerre aumentano, professor Varotto, allora noi possiamo anche mettercela tutta, ma dopo guarda cosa sta succedendo. E veramente ti viene da pensare, ma allora dove vogliono andare a parare? Perché io vorrei capire dove vogliono andare a parare, perché io lo dico sempre questa frase di Toro Seduto: quando avranno mangiato anche l'ultima foglia poi si troveranno tutto il denaro, ma il denaro capiranno che non si può mangiare. Forse arriveremo a questo per far capire che forse c'è qualcosa che non va fatto. Prego professore. Ma qui il problema di fondo è che noi stiamo ragionando con il nostro tornaconto, cioè il tornaconto della nostra generazione. È chiaro che ci costa fare degli interventi di mitigazione, di adattamento. Noi dobbiamo ovviamente ridurre la nostra impronta carbonica in generale. Certamente ha ragione Tonin a dire è un problema globale, quindi va affrontato globalmente, ma attenzione che non significa che globalmente è qualcosa che non è locale. Ciò che è globale vuol dire che è ovviamente coordinato a livello planetario, ma che ha un'incidenza anche locale, quindi ogni piccola località, ogni piccola realtà deve impegnarsi in questa direzione. Noi abbiamo un'impronta carbonica personale, parlo per me, è un'impronta carbonica che non è compensata, cioè noi siamo ovviamente in deficit dal punto di vista delle emissioni, cioè siamo, scusate, in deficit nel senso che non riusciamo ad assorbire le emissioni che emettiamo. Allora dobbiamo fare in modo che ciascuno nella sua parte, ovviamente globalmente tutti lo devono fare, se no non siamo efficaci, ma ciascuno nella propria parte deve fare il suo. Quindi non significa aspettare che l'ONU o le organizzazioni internazionali adottino delle politiche, significa partire a livello locale e coordinarsi a livello globale. Faccio un esempio molto banale: noi possiamo mangiare un po' meno carne, per esempio, possiamo ridurre l'impronta carbonica legata, per esempio, io ho sempre detto, bisognerebbe associare all'etichetta economica del prodotto che noi acquistiamo l'etichetta carbonica, cioè ci fosse proprio accanto al prezzo le emissioni di CO2 che sono servite per produrre quella merce, quel prodotto. In questo modo la persona è sensibilizzata rispetto al fatto che magari comprando una certa cosa ho un impatto climatico molto superiore rispetto, per esempio, a comprarne un'altra. Adesso il consumatore che volesse fare anche una scelta di questo tipo non riesce a farla perché non sa qual è l'impronta carbonica di un prodotto. Se noi cominciamo a essere trasparenti in questo e a misurare questo impatto, probabilmente riusciamo anche a coinvolgere le persone in una scelta più consapevole.
E mi sembra che i giovani siano rivolti a questo, professor Varotto, tanto è vero che loro sono molto orientati per l'ambiente. Quando protestano, quasi sempre che scendono nelle piazze, sono loro per l'ambiente e cercano anche loro nel loro piccolo di fare ad esempio la raccolta differenziata, e la sanno fare anche molto bene fin da piccoli. Forse qualcosa si inizia a cambiare, però ci vuole anche lo stimolo per migliorare, forse questo che manca a qualche adulto che invece dovrebbe capire che anche lui può fare qualcosa, come dice il professor Varotto. Sicuramente il problema è anche a carattere, diciamo, personale. Se ognuno di noi si impegna a ricercare, almeno di approfondire le proprie conoscenze, su quello che diceva il professore prima, credo siano cose giuste e legittime. Cioè, è chiaro che poi questo cozza con determinate strutture organizzative, cioè, voglio dire, il discorso che diceva il professore, andare a ridurre i consumi di carne e così via, magari in certe lobby di produttori di carne e così via, non è che vengano afferrate così semplicemente. È chiaro che ci vuole un inizio di una trasformazione che è graduale. Se poi si riferisce magari non so, alla bistecca artificiale o altre cose, io sinceramente, personalmente, nutro qualche dubbio, insomma, di andare spediti in questa direzione. È chiaro che deve essere un passaggio graduale che ha bisogno di tempo, insomma. Però Tonino, non è che questo paese, l'Italia, sia un po' politicamente in mano alle lobby, invece il buon senso e soprattutto alla fine c'è sempre un business da fare invece che la salute pubblica, la salute della cittadinanza, perché il paese è governato da molte lobby, abbiamo visto, e dove possono arrivare, come possono influenzare. Ci sono anche delle economie però dietro a queste lobby o organizzazioni, che poi, insomma, è giusto fare le giuste valutazioni. Quello che dico io è che secondo me purtroppo si può iniziare un percorso di miglioramento, ma è un percorso che deve essere graduale, cioè non è che da sera a mattina si pensi che andando a bloccare le strade o dipingere i monumenti si risolvono i problemi, perché poi questo va a cozzare contro un vivere comune, contro una realtà che la gente ha, cioè non si possono bloccare le però il autoambulanze. professor Varotto ha spiegato molto bene che non è questo, ma è anche nell'acquisto del prodotto che tu prendi, allora, che forse, visto che è quello che facciamo di più... Se dobbiamo andare verso una sensibilizzazione della gente, delle persone, delle organizzazioni, dei comuni, io sono perfettamente d'accordo. Se poi i metodi sono quelli che dicevo prima, quelli di bloccare le autoambulanze che devono portare gli ammalati all'ospedale, allora mi trovano di forma. Giacomo da Cavallino Treporti, ciao Giacomo. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Vorrei fare una mia opinione a riguardo dei fabbricati del suolo. Perché non fanno una legge e praticamente quelle case patriarcali di una volta che vivevano 30, 20, 40, 50 persone sono mezze demolite e sono là? Perché non le impongono ai proprietari di eliminare tutto quanto? Questo sui fabbricati. E sul fatto dei fiumi manca la manutenzione, bisogna pulirli un anno sì o tutti gli anni o un anno sì o un anno no, bisogna pulirli. E le nutrie le farei mangiare ai verdi, agli animalisti, perché vogliono bene alle nutrie e le nutrie rovinano gli argini e io ne ho lavorato sugli argini. Grazie, vorrei una risposta. Grazie Giacomo, salutiamo anche Cavallino Treporti. Prego Paolo Tonin. Indubbiamente sono d'accordo con lui circa questi edifici vetusti che andrebbero, insomma, quantomeno ristrutturati o riproposti, anziché concedere nuove concessioni in certe aree. Quindi la ristrutturazione dell'esistente, soprattutto nei centri, perché a parte quelli di campagna, noi abbiamo, il mio comune un po' meno, ma in molti comuni ci sono case abbandonate, appartamenti, fiori che sono lì con vegetazione che cresce al loro interno, cioè, quindi andare in quella direzione là è obbligatorio secondo me. Ecco. Sono d'accordissimo con il tuo telespettatore per quello che riguarda la manutenzione dei fiumi, degli argini
e anche sulle nutrie, diciamo. Le nutrie è un grosso problema effettivamente. Allora salutiamo il professor Mauro Varotto, geografo all'Università di Padova, che ci deve lasciare. Veramente grazie. Professore, come ci saluta, professor Varotto? Il tema della manutenzione è fondamentale, sono d'accordo con loro, quindi assolutamente sì, non grandi opere, non grandi interventi, perché c'è bisogno di una custodia e una cura capillare del nostro territorio. Grazie professor Varotto, grazie, speriamo che, visto che Tonin fa parte anche di un grande partito, si faccia ascoltare da qualcuno, ma anche dai sindaci del territorio, per riuscire a fare quello che anche il professor Varotto, che dice che è veramente una pulizia ordinaria, straordinaria, va fatta. Grazie. Allora Tonin, come ci saluta? Cosa vuole dire? Beh, è un piacere essere ospite da te, Mirella, e saluto i tuoi telespettatori, dicendo che mi auguro che i grossi fenomeni internazionali che si stanno condizionando in questi giorni vadano a cessare, perché stiamo vivendo, credo, uno dei peggiori momenti della nostra storia recente. Quindi certi fenomeni sarebbe bene che andassero, però non so trovare soluzioni a queste cose, perché credo, soprattutto l'ultimo fenomeno, quello di Israele e Palestina, credo che ne avremo le conseguenze per un po' di tempo. Insomma. E i leghisti scontenti della guida Salvini cosa vuole dire? Perché telefonano, sa Tonin, cosa vuole dire a questi leghisti che sono arrabbiati? Che insomma le discussioni partitiche si fanno all'interno del partito, noi lo facciamo costantemente all'interno delle sezioni e anche a livello dei centri, insomma, anche provinciali e regionali. È chiaro che oggi Salvini detiene la golden share, chiamiamola così, del partito. Lui detta la linea e noi dobbiamo adeguarci per quanto riguarda il discorso, però anche con spirito critico nelle cose che non condividiamo. Io, come dicevo in premessa, cioè, ho alcune mie posizioni, alcune mie idee che cerco di portare avanti all'interno del partito. Visto quello che abbiamo sentito anche questa mattina, quanta manutenzione dobbiamo fare, abbiamo un territorio fragilissimo e forse qualcuno dovrebbe pensare anche a questo. Dovremmo mettere sicuramente più risorse per il territorio, perché i fenomeni ci sono, dovremmo anche mettere più risorse per il sociale, per alcuni problemi di cui tu ti occupi, Mirella, costantemente, perché anche a livello dei bilanci comunali la parte sociale è molto carente. Grazie anche a Paolo Tonin, vice sindaco Campo San Martino Lega. Grazie, pubblicità. La salute non si vende, la salute si difende. Se vogliamo dignità, investiamo in sanità. Il nostro è un grido perentorio, più risorse al territorio. Sono alcuni degli slogan scanditi dal corteo che ha animato la manifestazione regionale per la sanità pubblica. Io credo che sia giusto salvaguardare la sanità pubblica e gli ospedali pubblici, perché è un bene fondamentale. Come ha detto anche il Presidente della Repubblica, dobbiamo sicuramente portare avanti la sanità pubblica. Noi abitiamo a Rocca Pietra, è un problema solamente che con la viabilità per la sanità. Veniamo dal Comelico e è una zona molto sacrificata. Prendiamo l'ospedale di Feltre, ad esempio la psichiatria è stata chiusa, la lungodegenza, quindi abbiamo bisogno che la sanità sia pubblica e non privata. Ci sono posti in montagna che non sono serviti da nessun ospedale, c'è gente che deve fare 2 ore per venire a fare una visita e se sta male veramente rischia di morire perché non ha un ospedale a portata di mano. Noi siamo del Comelico e per andare levarsi un'unghia devi andare fino a Belluno o a Treviso, e d'inverno con le strade che ci sono, e per noi è impossibile continuare così. Per esempio l'ospedale Magalini di Villafranca, che era diventato Covid nel 2022, comincia ad avere un'emorragia di medici che se ne stanno andando perché vanno altrove e quindi cominciano a chiudersi alcuni reparti. Mia madre ha avuto bisogno e ha avuto grossi problemi con la sanità. In corteo tra le 3 e le 5.000 persone, un fiume
fiume umano con gente ancora ferma in stazione quando la testa del corteo era ormai in Piazza Duomo. Sindaci con la fascia, associazioni, sindacati, partiti, singole persone, perfino ex medici di base. Io ho fatto il medico per 40 anni, medico di famiglia, quindi conosco i problemi a fondo. Io sono medico, sono pensionato e quindi so com'è la situazione. L'interesse comune anteposto alle esigenze personali, con però un tema ricorrente: quelle liste d'attesa che troppo spesso spingono, almeno chi se lo può permettere, verso il privato. Faccio volontariato per l'Auser, ma sapete quante persone porto in ospedali, cioè in ambulatori privati, e che si lamentano perché non riescono, perché hanno quel grosso problema e a prenotare ci vogliono 6 mesi. Mi è capitato di dover aspettare una visita 7 mesi e mezzo. Per testimoniare il nostro disagio di fronte a servizi che non funzionano, a servizi che rinviano le visite giorno per giorno. Ho qualche difficoltà perché sono in lista d'attesa da troppo. Il mio medico mi ha anche detto: guarda che hai fatto le analisi l'anno scorso, se le vuoi te le faccio pagare, e quindi non mi pare una cosa giusta, insomma. Mi hanno lasciato in lista d'attesa per mesi e mesi. Nel fare una visita medica, una visita specialistica, magari sei costretto, se vuoi farla privatamente. Allora, presento subito 2 graditi ospiti. Abbiamo collegato da Padova il dottor Angelo Giacomazzi, chirurgo senologo. Buongiorno dottor Giacomazzi, grazie di essere qui. Piacere di rivederla. Grazie veramente dottor Giacomazzi. Saluto anche Nicola Rossi, presidente del Veneto Centrale Confesercenti. Grazie presidente anche a lei di essere qui, perché questa mattina io ho iniziato con un ospite, sia il professor Mauro Varotto che Paolo Tonin, di parlare di prevenzione. Perché? Perché penso che sia l'arma migliore, però fare prevenzione non è sempre così semplice, specialmente nella sanità. Eppure se abbiamo vinto anche certe malattie, certi tumori, si parla tranquillamente della parola cancro, non fa più paura come una volta, ma specialmente per la prevenzione che hanno saputo mettere in campo le donne, mettendoci la faccia. Come abbiamo visto questi cortei, loro ci hanno messo la faccia per migliorare la vita e dare la possibilità anche a questi medici, a questi chirurghi, di migliorare la vita e forse anche di guarirla, proprio con la prevenzione. Cosa dice dottor Giacomazzi? Prego. Allora, intanto la ringrazio di aver passato il filmato della manifestazione che ha organizzato Covesap, il comitato di cui io faccio parte, che è il coordinamento dei vari comitati veneti. Noi ogni anno scegliamo una città, Padova 5.000 persone, a Vicenza l'anno scorso 15.000 persone, quest'anno abbiamo avuto una sollecitazione da parte del nord, del Belluno, dove c'è molto disagio. Non solo hanno chiuso dei reparti, ma la situazione logistica prevede una grande difficoltà di accesso alle cure cosiddette. Per esempio, se hai un problema di emergenza, non di urgenza, perché l'urgenza, hai male, ti sei rotto una gamba, puoi aspettare. L'emergenza è una questione di vita o di morte. Allora tu sai che soltanto 210 giorni su 365 puoi usare l'elicottero di media per motivi di tempo, eccetera. Se devi usare la strada, se è estate o se c'è traffico o se c'è brutto tempo, tu devi accedere da un posto che sembra un posto civile, un posto in cui c'è una vita del 2023, per accedere alla cura devi impiegare un'ora, un'ora e mezzo. Questo non è più consentito nel 2023 nella sanità che una volta era la stessa sanità del mondo, non d'Italia, del mondo. Per cui i bellunesi ci hanno sollecitato e ci hanno aiutato a organizzare questa manifestazione, che è stata un grandissimo successo, perché Belluno non si arriva facilmente a Belluno. A Belluno ci si arriva, per esempio, da Padova deve andare a Mestre, da Mestre deve andare a Belluno. Insomma, non è facile, eppure c'erano 5.000 persone, il che vuol dire che il problema è sentito, ma d'altra parte le interviste che avete fatto sono molto esplicative.
e vi ringraziamo di averle fatte. A proposito della prevenzione, scusate il cappello, ma insomma era necessario. No, ci volevo, aperto a porto col servizio, prego. Allora, la prevenzione, in Italia vengono scoperti 4.000 tumori al giorno, nel 2022 4.027, quindi non dico delle cifre presuntive, dico proprio delle realtà. Allora, la prevenzione potrebbe trasformare questi eventi luttuosi, dolorosi e anche costosi, perché si toglie soldi a altre cose curando il ritardo, il 40% di questi tumori. Questi 400 tumori l'anno che noi eviteremo di far crescere darebbero un grandissimo sollievo a 400 persone su 1000 che invece rischiano di avere cure importanti, di cure invalidanti e, ripeto, costose, anche se il termine è fastidioso e sicuramente non è proprio gradevole, ma se tu spendi 100 lire per curare una cosa e invece se la fai avanzare spendi 10.000 euro, e allora insomma è ben diverso, perché questi 10.000 euro potevano servire a fare qualcos'altro. Molto chiaro. Dottore, la interrompo un secondo perché abbiamo Antonio da Padova, se no mi cade la linea, poi passiamo anche all'altro ospite. Prego Antonio. Sì, pronto, buongiorno a tutti i professori. Niente, io volevo domandare un discorso della prostata, che ho un mio vicino che ha la prostata e praticamente dice che ogni 2-3 ore deve andare in bagno perché ha problemi di continenza. Di notte praticamente si sveglia, ogni 2 ore si sveglia di notte perché praticamente ha sempre, di notte poi specialmente fa fatica a tenere, diciamo, fa fatica praticamente e deve andare in bagno. Si può convivere così o bisogna fare qualcosa? Perché io non ho ancora capito, perché mi dicono, magari gli dicono che sia una cosa benigna, che non serve fare niente, perché basta medicine, ma le medicine creano anche problemi, perché praticamente possono creare anche delle irritazioni a livello dell'ombelico o più sotto. Vorrei una risposta, se mi è consentito averla. Buongiorno e grazie. Caro Antonio, abbiamo il dottor Angelo Giacomazzi che è senologo e non urologo, però vedremo se riusciamo a rispondere un po' al nostro caro Antonio. Però prima vorrei salutare anche Nicola Rossi, presidente del Veneto Centrale Confesercenti, per parlare anche di prevenzione. Ecco, buongiorno. Perché qui parliamo di economia, un'economia che sta traballando, ecco, questa categoria che veramente noi vediamo fa sempre più fatica a sopravvivere perché ci sono molte difficoltà, costi altissimi, pochi soldi nelle tasche. Prego Rossi, cosa ci racconta, Presidente? Diciamo che si è creata una tempesta perfetta negli ultimi 10-12 anni, prima la contrazione dei consumi, poi quando si comincia a intravedere vagamente come dire, in fondo al tunnel una ripresa, arriva il Covid. Arriva il Covid con tutte le conseguenze post-Covid. Stiamo uscendo dal Covid, cioè sempre col beneficio di inventario il fatto di uscire, e quantomeno ci stiamo allontanando. E arriva la crisi energetica. Dopo la crisi energetica, quindi impennata dei prezzi, dei costi energetici, Enel, gas, eccetera, prima guerra ucraina e ora anche in Medio Oriente. Quindi l'umore è talmente buono che è difficile da descrivere, questa è la realtà, pur in un'economia che sta tenendo, questo bisogna dire. È un'economia che sta tenendo, che se andiamo a vedere i dati macroeconomici, spread anziché insomma vari indicatori, non sono assolutamente negativi. Il nostro comparto veneto continua a esportare con una discreta capacità, discreta forza, però se andiamo a vedere l'umore nella microimpresa, piccola impresa, sicuramente le preoccupazioni ci sono preoccupazioni molto grandi e legate a quello che sta succedendo. C'è un'incertezza
abbastanza diffusa. Allora sentiamo adesso il dottor Giacomazzi come se vuole rispondere al nostro Antonio, poi tornare a parlare di prevenzione che è molto importante. Prego dottor Giacomazzi. Con piacere, con piacere. C'è da fare un po' di chiarezza. Questa malattia che descrive il signore si chiama ipertrofia prostatica, che spinge a liberare la vescica molto più frequentemente del solito, di quando si aveva un'età più giovanile. Allora, le cure sono progressive, nel senso che si possono usare delle cure farmacologiche per rallentare questo processo di invecchiamento che implica la crescita della prostata, soprattutto di una parte della prostata del lobo medio, che ostruisce e dà fastidio al muscolo detrusore della vescica e quindi altera la tua capacità di tenuta, di continenza, come giustamente diceva l'amico al telefono. L'altra soluzione è un intervento molto banale che avviene fatto in anestesia loco-regionale, cioè dalla vita in giù, e c'è in pratica attraverso il pene la riapertura di questo canale, portando via delle striscioline di prostata e ripristina la possibilità di avere una vita normale senza alzarsi tante volte di notte. Il problema è che rimane qualche volta perché il ricordo dell'alzata porta a svegliarti di nuovo, però di solito c'è un beneficio, per cui io direi che si può provare a tirare avanti con le medicine e poi, senza aspettare di essere troppo vecchi e quindi di rischiare un intervento, si può fare questo intervento di resezione prostatica. Per quel che riguarda la prevenzione, che è l'argomento per cui la signora mi ha convocato gradevolmente stamattina, vorrei dire che c'è una parola molto sgradevole da dire che si chiama screening. Sembra un gesso che striscia sulla lavagna, no? Screening. Lo screening vuol dire setacciare una popolazione sana, no? Prendere un gruppo di queste persone, individuandole per esempio in base all'età, e operare su di loro un esame facile, accettabile, non doloroso, ripetibile, no? Per individuare precocemente delle malattie. Questo ti salva la vita. Lo screening è proprio la dicitura, ti salva la vita. Ma perché non si fa con tutte le malattie? Non si fa perché tu non puoi investire soldi per trovare una malattia rara, cioè convocare 10.000 persone per trovare una malattia. Tu devi farla su 3 malattie molto diffuse e su cui puoi agire tempestivamente. E queste 3 malattie sono il cancro della mammella, il cancro della cervice uterina, del collo dell'utero, e il cancro del colon retto. In queste 3 malattie tu puoi fare un'azione di prevenzione. Allora, per il retto, per il colon e per la cervice puoi fare una vera e propria prevenzione. Invece sul cancro della mammella la prevenzione non esiste, cioè tu non puoi avere un comportamento o fare delle cose per non farti venire il cancro della mammella. Cioè ci sono dei meccanismi di insorgenza del cancro che poi magari, se vuole la signora, posso far condividere delle immagini, per cui il cancro ti viene. Allora cosa fai? La prevenzione dov'è? La prevenzione è la diagnosi precoce. Nel cancro della mammella la prevenzione è la diagnosi precoce, cioè diagnosticare precocemente quando il cancro è di pochi millimetri, portarlo via con un intervento banale, diciamo anche così, usiamo questa parola un po' poco appropriata, tipo cosmetica, un intervento cosmetico, per cui non c'è il disagio della mutilazione, non c'è il costo, non c'è il dolore, ma soprattutto non c'è il rischio di morte. È un problema, per quello che riguarda la mammella, è un problema gigantesco. 54.000 donne si ammalano di cancro della mammella ogni anno, ne muoiono ancora molte, e ne muoiono soprattutto perché il cancro viene diagnosticato in un momento in cui è già avanzato, in cui è già diffuso. Per quel che riguarda la cervice uterina è un discorso molto importante. Il pap test che tutte le donne facevano adesso non è più un pap test che studia le cellule, citologico, ma deve essere un pap test anche con indagine virale.
se viene riscontrato il papillomavirus, c'è una vaccinazione che si può fare anche se tu hai già il papillomavirus nel tuo corpo, perché è curativa la vaccinazione per il papillomavirus, ed eviti soprattutto il contagio. E quindi questa vaccinazione per il papilloma può essere estesa anche ai maschi, nel senso che una volta si faceva solo alle ragazze entro i 12 anni, perché si presumeva che cominciasse l'attività sessuale a quell'età. Adesso si è visto, siccome è contagiante la cosa, ed è tremenda, perché provoca dei cancri devastanti, cancri dell'ano, cancri oltre che dell'utero, insomma, no? Cancri della cavità orale, eccetera, perché è il contagio sessuale, il contatto sessuale che la provoca. Quindi questa vaccinazione, approfitto per dirlo, va fatta anche ai maschi, ai ragazzi. E ha fatto bene a dirlo, visto che sono quelli che ci mettono meno la faccia. Si sta tentando un pochino adesso anche con questi marci, ottobre rosa, ottobre della prevenzione. Abbiamo visto, per fortuna incominciano anche gli uomini a manifestare assieme alle loro compagne, alle loro mogli, ed è un buon segnale, grazie a queste donne che per prime hanno capito l'importanza della prevenzione. Io vorrei adesso andare proprio da Nicola Rossi, Presidente. La prevenzione, anche queste donne nel lavoro, però queste donne sono state anche intervistate, abbiamo letto anche molte cose sui social, poco retribuite, ecco, si dice tante ore, poco stipendio, non è vero quello che dicono, la realtà è un'altra, tante ore, pochi soldi. Cosa dice, Presidente, com'è la situazione? Allora, per quanto concerne i contratti di lavoro sono quelli. Il problema, quando si parla di salario minimo garantito, ci si dimentica che esistono dei contratti nazionali. Il problema è chi non li applica. Ma nell'applicazione dei contratti nazionali, che sono firmati dalle maggiori associazioni datoriali e dai sindacati, lì non si scappa. Il problema è quando non si seguono le regole. Se posso permettermi sulla prevenzione prima, prevenzione fondamentale medica, io è da anni ormai che dico che c'è un piccolo problema sul numero chiuso a medicina, cioè sulla formulazione del numero. Forse c'è qualche errore per sottovalutazione. Prevenzione è anche avere un apparato medico numericamente efficace. La mia impressione è che quando dicono viene chiuso l'ambulatorio è che mancano medici, cioè mancano laureati. Se qualcuno pensava che arrivavano dall'estero, che ne so, gli inglesi o i francesi o i tedeschi, ho sbagliato tutto, perché da quello che mi sembra di vedere e leggere, la Calabria ha ingaggiato 500 medici cubani. Da noi credo che sono arrivati un po' di medici dal Kenya o da non so esattamente dove, forse comunque da altre regioni sicuramente non europee, senza nulla togliere a nessuno, sia ben chiaro. Però credo che questo sia un vulnus forte per la prevenzione. Una carenza di medici vuol dire anche una carenza di specialisti, vuol dire anche una carenza di anestesisti, e non apri una sala chirurgica se non hai l'anestesista. Credo che forse una riflessione su un superamento anche temporaneo del numero chiuso, per formare un medico ci vogliono 10 anni e passa. Questa è la realtà. Fatto bene a intervenire anche in questa maniera per parlare di prevenzione, perché adesso andiamo a vedere proprio a Padova questo servizio sindacati sanità. Poi lo commentiamo col dottor Angelo Giacomazzi, che risponderà e commenterà anche le parole del presidente Nicola Rossi. Prego. Rottura tra sindacati e ULSS Eugana in tema di assistenza domiciliare integrata. L'amministrazione sanitaria ha dovuto rimodulare i turni in nome di una nuova legge regionale. Turni sfalsati per permettere una maggior copertura del servizio e reperibilità. Il tutto però senza maggiorazioni per gli infermieri che prestano questo servizio alla comunità. Imponendo ai lavoratori un aumento del loro orario giornaliero, si parla di un'estensione della copertura oraria di 3 ore al giorno più tutto il sabato e domenica.
Questo però non comporta un miglioramento dell'attività e della capacità dei lavoratori di fare un servizio migliore all'utente, ma in realtà, siccome viene fatto senza l'aumento del personale, in realtà hanno fatto un pochino le nozze coi fichi secchi, cioè hanno addossato ai lavoratori tutto il costo di questa riorganizzazione. Le richieste, che verranno ribadite anche davanti alla sede dell'ULSS 6 con un flash mob, sono volte a garantire un servizio migliore all'utenza. Chiediamo che vengano riaperte il dialogo su 3 temi: il tema salariale, il tema della reperibilità e il tema della vigilanza serale dei lavoratori che si trovano nei distretti completamente da soli e in pericolo. Il comparto infermieristico padovano, inoltre, è tra i meno pagati del Veneto. I rappresentanti dei lavoratori stanno pensando di passare dalle parole ai fatti. È la nostra intenzione arrivare ad aprire un'azione legale contro l'amministrazione, perché tenete presente che un infermiere che percepisce uno stipendio più basso avrà una liquidazione più bassa e avrà una pensione più bassa. Ok? E io non sto parlando del sesso degli angeli. Se faccio un esempio, un dipendente dell'azienda ospedaliera dopo 42 anni, un infermiere nel caso specifico, porta a casa 200 euro al mese in meno rispetto a uno che ha lavorato lo stesso periodo all'ULSS 3. Vi sembra poco? Per me è scandaloso. Mi sembra che più chiaro di così. Prego, dottor Giacomazzi. Un sacco di carne al fuoco, nel senso che volevo finire prima sul terzo organo coinvolto, cioè il cancro del colon. Abbiamo parlato di mammella, di cervice uterina e papillomavirus. Doveva far vedere anche qualche immagine, mi sembra, dottor. Se volete provo. Ma il cancro del colon retto. Allora, il cancro del colon retto nasce con un polipo. Se con un esame banale, la ricerca del sangue occulto nelle feci, prendi con un cucchiaino le feci, con un cucchiaino di un contenitore che ti danno gratuitamente, porti in farmacia e ti dicono se c'è sangue nelle tue feci. Se c'è sangue nelle tue feci si fa una colonoscopia gratuita, perché tutti questi test sono gratuiti, sia la screening della mammografia, sia il pap test col papillomavirus, sia la ricerca del sangue occulto. E nel caso del sangue occulto positivo tu trovi un polipo, durante la colonoscopia viene portato via questo progenitore del cancro e tu sei guarito, non hai l'ano artificiale, non hai ricovero, non hai mutilazioni, non hai nulla e hai fatto un intervento definitivo. Quindi è un peccato non approfittare di queste situazioni. Soltanto il 67% dei veneti accede allo screening ed è una cosa brutta, insomma, bisogna pubblicizzarlo e anche questa trasmissione è benemerita anche per questo, perché questa televisione, che sembra una televisione commerciale, è invece una televisione di informazione e di formazione, e vi ringrazio per questa opportunità che date. Per quel che riguarda quello che diceva il gentile signore, il dentore che parlava prima, il problema è molto semplice, il problema è i finanziamenti. Ci sono i bandi dei concorsi e l'accesso all'università di medicina che sta sempre mentre prima era un mestiere ambito e bisognava fare la fila per entrare in medicina, adesso non è così più ambito e il motivo è essenzialmente che non c'è la risorsa necessaria per gratificarlo. Noi siamo non solo gli infermieri dell'ULSS 6 sono diversi pagati diversamente dagli infermieri dell'ULSS di Venezia, ma i medici italiani sono i meno pagati del mondo e se fai un extra orario, se ti fermi il sabato mattina come radiologo a fare un po' di ecografia per le liste d'attesa, vieni pagato 60 euro all'ora, il che vuol dire che tu, siccome fai 4 prestazioni, tanto per spiegare bene, tu fai un'ecografia in cui diagnostichi e garantisci che non hai male, che non hai un cancro, eccetera, per 15 euro. Ma neanche la mia donna di servizio, quasi quasi, con tutto rispetto per il suo lavoro faticoso, eccetera, ma che non ha investito fino a 32-33 anni i soldi dei suoi genitori per prepararsi,
accetterebbe una cosa di questo genere. Quindi è solo una questione di risorse, non è possibile abbassare continuamente il finanziamento al sistema sanitario pubblico, perché quando tu senti che in un anno vengono dati 100 milioni di euro alla sanità accreditata, ti viene da pensare, ma perché parte, non dico tutti, ma parte di questi soldi non l'hai dati per quelli che già lavorano, che lavorerebbero qualche ora in più se fossero pagati dignitosamente? E pagare dignitosamente vuol dire che è gradevole fare questo mestiere, oltre per il fatto della missione, del piacere di togliere il dolore agli altri e tutte queste robe qua. Ma insomma, parliamoci chiaro, non c'è una gratificazione economica, è questo che blocca l'accesso alle cure, blocca l'accesso alle cure, il fatto di diminuire sempre di più il finanziamento alla sanità pubblica. E ha fatto bene a dirlo, dottor Giacomazzi, perché non a caso ho messo assieme queste due figure completamente diverse, ma il tema è sempre quello: stipendi bassi, retribuzioni basse, questo è il grande dramma. Sì, contratti, ma dopo bisogna vedere, e qua Presidente Rossi vorrei che lei commentasse questi ragazzi che io intervisto, che chiamano, che scrivono. Non è vero che è così, perché è facile passare il cerino, ma la realtà è questa. Ecco, sono ore pagate poco e ne fanno tantissime, non si trovano giovani, ma i giovani non sono più come quelli di una volta, non si mettono più a 90 gradi, loro vogliono essere rispettati, vogliono avere il giusto, tanto è vero che molti vanno all'estero sperando in una vita migliore. Cosa dice Presidente? Vede che tutto torna, infermieri, medici, lavoratori, ecco, cioè non è che siete a caso due figure diverse tra di voi, perché il tema è sempre quello, gli stipendi e le retribuzioni in Italia. Prego. Allora, io la cosa l'affronto da un punto di vista tecnico, non politico. Allora, noi abbiamo gli stipendi più bassi in assoluto in Europa, ma quelli che hanno un costo azienda maggiore in Europa. Poi, quello che dicevo prima, i contratti nazionali vanno applicati. Quando non si applicano nascono i problemi, e questa è la realtà. Ed è una concorrenza sleale fra aziende, attenzione, perché chi paga il lavoratore, chi sottopaga il lavoratore rispetto a uno che lo paga correttamente, con tutto quello che ne deriva, sicuramente tra i due è avvantaggiato chi segue una strada più corta. Per quanto riguarda invece, forse dissento col dottor Giacomazzi, no, i ragazzi vogliono fare medicina. La prova è che quando si fanno i test di selezione a medicina, Padova, 356 posti previsti nel 2023, si sono presentati, mi sembra, in 3.500. Insomma, sono numeri decisamente superiori come dire, alla richiesta da parte di accesso all'università. Io ricordo che l'attuale sanità, che è un'eccellenza assoluta, per quanto riguarda i fondi alla sanità, medicina, assolutamente d'accordo, cioè non si può tagliare. Il vero problema del numero chiuso deriva anche dal costo formativo. Un medico costa formarlo, chiaramente. Meno ne formi, meno soldi spendi, però il problema è che poi lo paga il cittadino. E francamente credo che sia veramente da rivedere, almeno per un periodo, perché altrimenti non avrebbe senso che la Regione Calabria assume 500 cubani, non avrebbe senso che nei nostri ospedali arrivano medici dall'estero, per cui c'è qualcosa che non va. Io capisco, facciamo lavorare di più i medici, un po' di straordinario, però ricordo anche che si è costretti ad avere medici pensionati che continuano il loro lavoro da pensionati. Perché? Ma non per i soldi, perché effettivamente c'è un problema numerico e credo che questo lo stiamo cogliendo tutti. Presidente, la interrompo un secondo, se no mi cade la linea. Abbiamo Paola da Padova. Vai Paola. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Allora, ci tenevo a puntualizzare una cosa che ha appena detto il dottor Rossi: quanto ci costa? Perché è vero
che spendono andare all'università, una parte di tasse le paga anche lo studente futuro medico, però 3/4 le paghiamo noi e ci costano centinaia di migliaia di euro. Questo lo dico perché il tempo lo dedicano, certo, però comparando anche al settore commercio, mentre nel settore commercio, cioè praticamente noi non paghiamo un'istruzione, paghiamo un mestiere e sono tantissimi soldi, mentre nel settore commercio lo Stato non tira fuori neanche una lira se non l'istruzione primaria comparata alle altre. Per esempio persone che lavorano nel commercio, che vogliono fare dei passi in avanti, esistono i QOA ad Altavilla Vicentina, perlomeno c'erano, e tutti assolutamente a pagamento, e il direttore di un ipermercato Puliti porta a casa 2.300-2.500 euro al mese netti, considerando che fa 12 ore al giorno, sabato, domenica, vigilia di Natale e ultimo dell'anno. Certo che non ha la responsabilità del medico, però guardiamo dall'altra parte. I medici è vero che non sono moltissimi, ma moltissimi si trovano nel privato a 250-300 euro a visita, che dura massimo un quarto d'ora, e lì non è che c'è carenza. Quindi cosa voglio dire? Che signori medici, mi piacciono anche tanto i soldi, perché quello che viaggia con la macchina più brutta è un Porsche da 200.000 euro e sono quasi tutti collegati, vanno via dall'ospedale, sono quasi tutti collegati alle famose case di cura accreditate, quindi fanno spendere veramente tanti soldi. E nel pubblico ormai è assolutamente un disastro, ma perché sono tutti nel privato, magari ti hanno combinato un guaio nel pubblico e poi devi farti una cessione del quinto sulla pensione per poter pagare gli stessi medici nel privato, perché ti cerchino di ricucire un po' i danni che ti hanno fatto. Quindi tanto di cappello ai signori medici, però signori medici è giusto che siate pagati, però mi sembra che state andando un po' oltre e che il grande obiettivo vostro è veramente il fatto economico. Grazie mille, buona giornata e saluto tutti. Grazie Paola. Mi sembra che però il dottor Giacomazzi avrebbe già risposto a questa domanda dei 100 milioni famosi che va al privato e non al pubblico, l'ha detto anche prima. Poi sentiamo il dottor Giacomazzi come commenta la telefonata di Paola, ma facciamo terminare il Presidente Rossi e commentare. Prego Presidente. Ma allora, il problema non è quanto guadagna un medico, perché insomma c'è il lavoro, c'è professionalità e non è semplice, si prendono delle responsabilità che non sono da poco, per cui non è quello il problema è un altro. Io ricordo anche al dottor Giacomazzi che negli anni 70-80 le matricole erano 3.000 matricole, poi si rarefaceva, diciamo, il numero, però non si arrivava a 350 laureati. Oggi abbiamo un apparato medico di grande eccellenza nel Veneto, anche grazie ai numeri. In questo momento, dove i numeri si sono contratti in maniera assurda, perdiamo servizio, il cittadino perde servizio. Si sta facendo la medicina integrata di gruppo, d'accordo, ma è un palliativo, non ne veniamo fuori sicuramente, i numeri sono sempre numeri. Il fatto che ci sono pochi medici stimola molti a lasciare il posto fisso, l'ospedale, chiamiamo quello che vogliamo, mettersi in privato. La sanità privata paga molto di più. Come diceva correttamente la signora, una visita va da 150 a 250 euro e quella stessa visita che non puoi avere nel pubblico in una temporalità necessaria, ce l'hai sicuramente nell'ambito della libera professione. Questa è la distorsione data da un numero chiuso, errato, un calcolo errato evidentemente a medicina. Questa è io la vedo così e faccio fatica a vederla in maniera diversa, soprattutto quando medici pensionati sono costretti a continuare a lavorare, anestesisti che continuano a lavorare per tenere aperte delle sale chirurgiche, e soprattutto quando si prendono medici dall'estero
e insomma credo che Cuba forse non la riconoscevamo neanche fino a qualche anno fa come non vado oltre. Come commenta il dottor Angelo Giacomazzi sia la telefonata di Paola da Padova del presidente Nicola Rossi. Prego, dottor Giacomazzi. Sono corso in garage per vedere se mia moglie veramente era riuscita a comprarmi questa Porsche da 200 milioni. Forse in giornata dovrebbe arrivare, spero. Vabbè, questo è una buttata, insomma, perché la signora esagero anch'io. Sono d'accordo su quasi tutto quello che diceva il dottore, però mi pare che i medici cubani sono pagati, non vorrei sbagliare, 1.200 euro al mese, ed è questo il motivo per cui sono arrivati. Però anche dal punto di vista dell'analisi, cioè della non statistica sanitaria, della fantasia organizzativa che manca. Cioè quando un pensionato pieno di valore, perché a 70 anni, a 65, a 70 anni hai accumulato 40 anni di esperienza, te ne vai via e sei ancora in forze, è chiaro che ti viene la tentazione di non mollare improvvisamente dopo aver fatto 50 ore alla settimana e non fare niente. Sicuramente capitalizzi questa tua capacità. Questa tua capacità poteva essere tranquillamente capitalizzata in maniera diversa, nel senso che qualche anno prima che tu vada in pensione potevi andare a tempo definito, non fare notti, non fare sabati, non fare domenica, quindi vivere meglio, e con quello che avanzava di denaro assumere un giovane collega, e tu eri deputato a fare da tutor a questo e trasferivi negli ultimi anni tutte le tue conoscenze a questa persona. Il costo era minimo perché tu rinunciavi a parte dello stipendio che davi a questa persona, ed era una cosa che era stata, diciamo così, pensata molti anni fa, però non è mai nata. Poi per quel che riguarda la strategia sanitaria, allora tu devi fare un'analisi, non c'è la fantasia organizzativa, tu devi fare un'analisi dei bisogni e un'analisi delle risorse, no? Per esempio in questi ospedali veneti, che ce n'è uno ogni 15 km, se tu facessi usassi questo meccanismo dell'analisi delle risorse e l'analisi dei bisogni, tu metteresti le risorse dove servono e invece tu che cosa fai? Tu subisci la pressione politica, campanilistica, e chi ha più forza politica ha più risorse. Io lo vedo in questi piccoli ospedali, Campo San Piero, Cittadella, Montebelluna, Castelfranco. Ci sono delle realtà di grandissima qualità che sono scemate perché non c'è stata più la valorizzazione, non c'è stata la utilizzazione massima delle risorse, mentre invece c'è stato un grasso investimento dove non serviva, però c'era il sindaco che voleva avere una pediatria super attrezzata con 3 bambini ricoverati. Dottor Giacomazzi, la interrompo un secondo perché abbiamo Renato da Chioggia, poi riprendiamo. Prego Renato, ciao. Buongiorno signora, buongiorno alla sua splendida trasmissione e ovviamente ai suoi grandi ospiti che ci stanno illuminando, però personalmente mi capisca, magari sono seduto qua in poltrona che guardo, mi sento proprio arrabbiato a sentire queste parole. Arrabbiato, ma il popolo, non avete in mente il popolo che ha lavorato, che ha fatto 50 anni di lavoro e deve lavorare ancora per i 1.000 euro, 1.100 euro di pensione, e sento 350 euro un quarto d'ora, e poi sento che quello studia una vita dell'università in Italia, poi va all'estero. No, tu non vai all'estero, tu resti in Italia perché hai studiato in Italia e l'università ti ha dato l'opportunità di studiare in Italia, o al limite per 20 anni, 15 anni devi stare in Italia, obbligatoriamente per legge, devono fare queste leggi. E poi non so, romperò anche le scatole, l'autonomia, cari signori, ci vuole l'autonomia su tutto. Ecco perché ci sono
diversità fra regioni e regioni, e i dottori non sono più dottori, hanno perso quella parola magica. Ecco, questo volevo dire. E sono seduto in poltrona ad ascoltare la sua splendida trasmissione, signore, e a sentire queste parole da gente 350 euro all'ora in privato. Evviva San Marco, buongiorno signora, mi scusi il disturbo. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Renato, io passerei un momento anche al Presidente, perché ormai il tempo vola, il Presidente Rossi, perché io vorrei parlare anche di ristorazione, perché mi sa che il Presidente Rossi va più verso la sanità, perché è un tema delicato, questo personale, ecco, queste critiche, ci sarà un qualcosa che non tornano i conti, i controlli ad esempio, perché io non posso andare su un bar e su molti bar o caffetteria e trovare delle persone, diciamo così, impreparate, diciamo così, Presidente, ma il prodotto che io pago è un prodotto che lo dovrei pagare di prima qualità, non di terza qualità. Ecco, forse per carità ci sono anche dei bravi ristoratori come dei bravi medici, cattivi ristoratori, cattivi medici, ma siamo sempre là, la palla poi passa a quel povero disgraziato che sia sanità, che entri su un bar e si vede un po' fregato. Prego, Presidente. Allora, una piccolissima parentesi. Quell'osservazione che faceva il signore è una mia vecchia anche idea e fissazione. Cioè, io formo un medico in Italia con i soldi degli italiani, poi se ne va in Inghilterra, scelta legittima, però mi deve rifondere. Ecco, questo sarebbe qualcosa forse da riesaminare, ed è corretto. Cosa sta succedendo ultimamente? Prego? I controlli, mi interessa sapere. Che controlli si fanno? Cosa sta succedendo ultimamente? Effettivamente bisogna dire che un po' la preoccupazione, la paura economica del futuro, del presente futuro, un po' tutta una serie, credo che stia facendo perdere, come dire, la visione complessiva ad alcuni dei nostri, pochi per fortuna. E quello che abbiamo visto succedere a Venezia, abbiamo visto succedere in qualche area, ne è la dimostrazione. Scusi Presidente, volevo fare questo paragone, perché parliamo della visita a 200-250 euro, ma paghiamo anche uno spritz a 5 euro, un cocktail 9-10 euro, capisce che siamo là, nel senso, ma è sempre il problema è quello, prego. Allora, il concetto è non uguale. Allora, la visita 150-250 euro presuppone non solo una conoscenza molto particolare e specialistica, e con la risoluzione di un problema di salute, e la salute è un po' diversa da un piatto. Il problema del piatto pagato troppo e fatto magari male, noi stiamo cercando di far capire innanzitutto che bisogna seguire un'economia standard. Cosa vuol dire? Vuol dire tu non puoi fare delle impennate nei momenti in cui c'è domanda. Bisogna stare attenti, perché poi i clienti li perdi. Pertanto è una, come dire, se sono di forte passaggio tipo Venezia ne perdo uno, ma ne prendo 3, Presidente, guardiamo anche le realtà. Lo so, ma poi finiscono, non è che durano in eterno. Per cui la correttezza, lavorare bene e seguire le regole è fondamentale. È un po' quello che dicevo prima. Sentiamo il dottor Giacomazzi, perché devo correre, perché siamo quasi in chiusura, ma mi interessa anche sentire l'opinione del dottor Giacomazzi su queste telefonate, su questi commenti. Prego. Allora, io sto provando a condividere con voi delle immagini. Mica semplice, L'aveva detto il nostro regista, non è così semplice. Allora torniamo intanto che riprendiamo il collegamento del Presidente Rossi. Prego Presidente, continuiamo appunto che lei sta cercando di far capire che vi state muovendo in questo senso. Prego. Poi non ci si può lamentare se si perdono i clienti, bisogna essere corretti, lavorare bene, fare le cose fatte bene e soprattutto applicare correttamente i costi, i prezzi.
Quello è fondamentale. Perché allora andiamo poi... a vedere anche questo servizio, andiamo proprio a Padova, carenza personale e ristorazione. Andiamo a sentire. La nostra ristorazione sta soffrendo in questo momento per la mancanza di personale e quindi quasi oggi che vogliamo lanciare un messaggio, quanto è importante per i giovani riuscire a capire l'importanza del lavorare all'interno del comparto, chiamiamolo nostro, dei pubblici esercizi, perché prima di tutto sì è un lavoro di sofferenza, però è un lavoro che ti dà 1000 opportunità, perché quanti nostri che adesso sono grandi proprietari, grandi titolari di ristorazione sono partiti ovviamente dalle situazioni più basse, da lavorare come camerieri. L'ultimo caso del ristoratore di Jesolo che ha chiuso un locale a Treviso dopo appena un mese dall'apertura perché faceva fatica a trovare dipendenti è solo l'ultimo esempio concreto del grande problema che affligge il settore della ristorazione in tutto il Veneto. Un settore di eccellenza che vanta una gastronomia di tutto rispetto e una fama a livello nazionale, ma che non attrae forza lavoro. I vertici di FIPE e Ascom, riuniti a Padova per la giornata dedicata alla categoria, riflettono sulle cause, dalla pandemia che ha fatto migrare dipendenti verso lavori non stagionali e meno precari, agli orari fino agli stipendi. Dobbiamo ridare una grande dignità a questi lavoratori, perché chi lavora all'interno della nostra ristorazione, io dico sempre, è il nostro ambasciatore del turismo, perché ovviamente la prima persona che quando vai a mangiare chiedi le informazioni, ti danno il consiglio su cosa mangiare, quindi veramente ti dà grandi soddisfazioni. Sto sentendo molto in giro che ovviamente il nostro comparto è retribuito basso. Questo non è vero, può esserci qualche pecora nera come c'è in tutte le chiamiamole le categorie, ma devo dire che nella stragrande maggioranza chi si impegna e chi fa bene il suo lavoro ovviamente all'interno dei nostri ristoranti e dei nostri pubblici esercizi viene pagato adeguatamente. La spinta va data alla formazione delle nuove leve, rendendo l'impiego della ristorazione maggiormente attrattivo, una forza lavoro che, visto il problema della denatalità, va ricercata anche nel personale straniero. E la mancanza di risorse umane è un tema che ci sta mettendo veramente a dura prova e qualcuno anche sta pensando di ridurre l'orario di lavoro per poter colmare appunto questa mancanza. Noi dobbiamo assolutamente spingere anche la politica a fare dei ragionamenti completamente diversi. Oggi i tempi sono cambiati, la denatalità è qualcosa di concreto, c'è, e non ci ha fatto niente per svilupparla e quindi dobbiamo attrezzarci, perché sennò i prossimi anni avremo una carenza di forza lavoro che sarà impressionante. E com'è andata questa stagione? Insomma, ormai l'estate è quasi finita. Com'è andata in generale per voi e nei locali dei Colli? Allora, devo dire che è stata un'annata buona. Il turismo sembra muoversi soprattutto dal post-Covid, che ne stiamo comunque ancora un pochino risentendo, e sì, non posso dire che sia andata male, se il tempo ci avesse aiutato un po' di più, diciamo che è stata un'estate di meteo un po' anomalo, ecco. Turisti locali, non so, Padova Urbs Picta vi ha portato anche turismo straniero, il turismo tedesco che comunque è affezionato alle Terme ai Colli. Che tipo di turismo c'è stato? Sì, un po' misto devo constatare quest'anno. Abbiamo sì i nostri clienti comunque dall'Austria e dalla Germania che la loro presenza la fanno sempre sentire, ma devo dire che ho avuto anche riscontro anche in altre nazioni. Tipo? Ce ne racconta qualcuna? Sì, sicuramente, almeno personalmente, francesi, sicuramente, inglesi anche ho visto, e anche qualche americano. Un'ultima domanda, sì. Lei ha parlato di personale, qualche tempo fa insomma abbiamo raccolto anche il vostro stesso appello, mancano camerieri, manca personale anche all'interno della cucina. A che punto siamo? Siamo ancora fermi. Purtroppo è difficile trovare magari delle figure di riferimento di responsabilità. Ed è quello che si parlava prima. Prego, Presidente Rossi, come commenta questi servizi che abbiamo sentito? No, assolutamente condivido il Presidente della FIPA, il problema del personale è un problema, è applicare i contratti, quello è corretto, qualsiasi cosa diversa deve essere sanzionata. Poi il problema di non trovare personale, risorse umane, è un problema grosso, perché come abbiamo sentito dall'intervista prima, la reazione può essere ridurre le ore di lavoro, non è una cosa positiva.
positiva. Ridurre le ore di lavoro vuol dire anche andare verso l'esaurito del locale, però può portare anche a un innalzamento dei prezzi, cosa che credo che poi sul lungo termine non pagherà. Sono convinta anch'io di questo. Vediamo se è tornato il dottor Giacomazzi. Eccolo qua. Dottore, non riusciamo a vedere le immagini perché non è così semplice. Prego. Non importa. Allora, è molto interessante quello che ho sentito, però va fatto uno screening anche là, va setacciato secondo me, perché si sente d'altra parte la loro opinione di parte. Bisogna, ha detto il signore, dare dignità a questi lavoratori, perché non li trovano, e bisogna applicare i contratti. Allora, siamo tutti bravi a dire che non troviamo lavoratori, che non è il mio campo, però vivo costantemente questa cosa, persone che ti riferiscono che sono assunte, pagate fuori busta per orario superiore, e la gente è chiaro che non ci va, ma perché invece non li paghi di più? Vedrai che se li paghi di più li trovi i lavoratori che vengono. Non è possibile che ci sia tanta gente che preferisce non fare nulla piuttosto che avere un lavoro dignitoso. Poi vi ricordo che mentre se tu vai in Inghilterra, in Francia e in Spagna tu mangi sempre le stesse cose, qua in Italia noi abbiamo 20-25 tipi di cucina. Cioè tu in Piemonte mangi cose diverse di quello che mangi nelle Marche, in Sicilia, in Lombardia, nel Veneto, eccetera. Quindi è una cosa straordinaria che noi possiamo offrire, ed è anche un gusto spiegare, come diceva il signore, come vengono fatti questi manicaretti, da dove vengono, non è la solita il solito banale menù degli europeo. Noi abbiamo una cosa straordinaria, soltanto che però tu devi gratificare queste persone. Inutile dire che bisogna dare, come ha detto il signore, dignità ai lavoratori. In che senso gliela devi dare la dignità? Dandogli il farfallino? Devi dargli i soldi e devi rinunciare un po' al profitto, e allora sì, questo è il mio pensiero, fuori dalle righe e fuori dal mio mestiere. No, ma ha fatto bene, perché così ecco, vi confrontate anche su due temi attuali, ma alla fine è sempre quello: il personale bisogna pagarlo. Andiamo a vedere, allora, questa è Lanciate Lavoratori Sanità. Andiamo a Treviso. I lavoratori chiedono a gran voce il rispetto dell'orario di lavoro concordato, perché vengono segnalati numerosi sforamenti delle sedute di sala operatoria, e che chiaramente vanno ad influenzare poi la vita anche privata di queste persone che hanno figli da recuperare e da portare in giro. Quindi ecco, questo senza nulla togliere chiaramente alle urgenze. Non stiamo parlando di urgenze, parliamo di attività elettiva. Un'altra cosa che è emersa è il prossimo trasferimento in Cittadella della Salute. Il direttore generale ha riferito che avverrà indicativamente verso metà novembre, e i lavoratori però chiedono a gran voce una formazione adeguata prima di questo passaggio, perché vi saranno degli accorpamenti per aree affini, e quindi ci saranno dei lavoratori che attualmente lavorano, aiutatemi anche voi, in sala di cardiochirurgia, che verranno formati per lavorare anche nelle sale per esempio di neurochirurgia, che però chiaramente richiede una notevole formazione da fare in anticipo. Quindi ecco, queste sono le richieste fondamentali. Addirittura alcuni operatori lamentano un forte disagio psicologico, tanto da richiedere proprio un supporto in questo periodo di forte pressione. La richiesta che abbiamo fatto all'azienda è che, soprattutto adesso che prima o poi, e presto, da quello che ho capito, si entrerà nel nuovo blocco operatorio, nella nuova Cittadella della Salute, ci siano dei protocolli precisi dove ci sia scritto cosa gli infermieri possono fare, e che ci sia una formazione con un protocollo. Perché lo dico questo? Lo dico perché ormai al giorno d'oggi le specialità sono sempre più tecnologiche, sempre più particolari, e non è più possibile dire che un infermiere fa tutto. Allora, se la patata è bollente la puoi girare da qualsiasi parte, ma sempre bollente rimane. Dottor Giacomazzi, come commenta
queste interviste di questi lavoratori che abbiamo sentito, vai nella ristorazione, vai nella sanità, vai nella scuola, vai in qualunque posto, sempre quello è il problema, ecco, la dignità dei lavoratori. Posso allargare un po' il discorso. Nel 1978 è stata fatta una scelta, la scelta implicava la riduzione dei posti letto e l'aumento della medicina territoriale, no? Per dare più servizio a meno costo. Cosa è successo? È successo che siccome un'ernia non è più ricoverata per 7 giorni ma in un giorno va a casa, il numero dei posti letto è stato giustificato e togliere il numero di posti letto è stato giustificato. I posti di letto si sono ridotti, no? Sono aumentati nelle case di cura, vabbè, ma perché alcuni servizi non vengono più fatti negli ospedali come la riabilitazione, però la medicina territoriale che doveva crescere non è più nata, quindi questo ha creato degli scompensi, nel senso che la gente è andata a sbattere di qua e di là cercando soluzioni, ma quando tu nel tuo distretto al posto di 4 servizi, di 4 dirigenti, c'è un dirigente che segue 4 servizi, è chiaro che la qualità del servizio si è ridotta. Poi la soluzione è veramente l'accorpamento dei servizi su modelli organizzativi diversi. La medicina fatta dai medici di base insieme dà la copertura su 12 ore, che di solito non lo è per un medico di base, che non può essere 12 ore contemporaneamente e continuamente a servizio, dà la copertura, dà il fatto che tu su un computer hai tutto di quel paziente, per cui anche se tu vai in un orario in cui non c'è il tuo medico, l'altro medico del gruppo ti aiuta, per cui tutte queste cose che non sono state incentivate, invece è stato incentivato il privato accreditato, per non parlare che insomma viene favorito in tutti i modi il privato puro, perché uno può fare il privato puro, vuole essere visitato la domenica a mezzanotte, pago quello che è e vengo visitato, ma l'accreditato lo pago io, l'accreditato è diverso, no? La medicina convenzionata privata la pago io e la pago non controllandola, ed è chiaro che poi costa meno a chi la gestisce e fa guadagnare di più chi la fa. Per cui la tentazione è forte ad andare fuori, insomma, nessuno è obbligato a fare il santo quando sei anche bastonato. Per quel che riguarda gli infermieri, hanno straragione dicendo che sono costretti. Io ho lavorato in sala operatoria tanto tempo e siamo stati in conflitto piacevole e amichevole con tutti. Io ho lasciato l'ospedale con grande amarezza solo per i rapporti che avevo con il personale paramedico. Quando tu sei in sala operatoria e ti pare che sei tu che stai salvando delle vite, ma non puoi neanche pensare che all'orario, al fatto che questo tuo collaboratore deve andare a prendere il bambino a scuola, eccetera. Ma non è colpa tua, tu stai facendo una cosa, tra l'altro che anche ti piace, ma che è un grande servizio, e non dovresti occuparti di questa roba qua. Ci dovrebbe essere il personale giusto a dare il cambio e tu andartene a casa a prendere il tuo bambino a scuola e non sfruttare i nonni e non sfruttare gli altri servizi, cosa che invece non avviene perché giustamente, come ha detto all'inizio della trasmissione, è stato detto all'inizio della trasmissione, tu vuoi fare troppo con lo stesso personale. Come fai a dire a una persona che lavora nel territorio: adesso il tuo orario aumenta di 3 ore al giorno e lavori anche il sabato e la domenica? Io sono stato assunto con un contratto diverso, tra l'altro, perché devo fare questo? E poi perché tu non assumi e invece dai, come si diceva prima, 100 milioni alla medicina accreditata? Dalla al sistema sanitario pubblico, vedrai che li trovi le persone da assumere. Grazie, grazie. Salutiamo il dottor Angelo Giacomazzi, chirurgo senologo. Grazie dottor Giacomazzi di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta il presidente della Confesercenti, Nicola Rossi. Bene, periodo
che è quello che è, però insomma tutto sommato, come vediamo anche da quello che succede, i ristoranti lavorano, i bar lavorano, insomma c'è un sistema che sta lavorando e con grandi preoccupazioni, d'accordo, però insomma tutto sommato si riesce a proseguire. Che autunno prevedete, Presidente? Come si presenta l'autunno? Perché l'estate abbiamo sentito, l'autunno? Allora, l'autunno, la preoccupazione è sempre quella energetica. Vediamo cosa succede, perché l'impennata di luce e gas ha creato veramente dei gravi problemi nella produzione innanzitutto, nei trasporti, perché poi le merci vanno prodotte ma anche trasportate per la distribuzione. Abbiamo avuto un autunno scorso molto difficile. Con l'aumento delle materie prime, anche quello? Un aumento delle materie prime notevole, ma anche dei processi di trasformazione delle materie prime legate chiaramente all'energia. Ma questa ha innescato un incremento dell'inflazione veramente notevole. E non era un'inflazione perché la gente correva a comprare, era un'inflazione soprattutto determinata dal costo energetico. Io ricordo sempre che aziende durante il Covid, naturalmente questo ha portato un incremento dei tassi di interesse bancario, la BCE pur ahimè ha ripetutamente alzato gli interessi. Oggi siamo a 4,50, per fortuna l'ultima tornata si sono fermati, ma oggi tutte le imprese che in fase Covid avevano contratto dei debiti per superare l'emergenza Covid, apro una piccola parentesi, in Germania sono stati dati soldi a fondo perduto, in Italia è stata data la possibilità di accedere al debito, ora i soldi però vanno restituiti. Allora un conto era con dei tassi intorno al 2%, un conto è con dei tassi come quelli attuali di 4,5 punti di Euribor, che poi si trasforma in un 7-8% per l'utente finale, e questo anche per i privati che hanno contratto dei mutui ipotecari. Senza contare la speculazione che c'è in atto, che tutti la sentiamo, ma che non si riesce a colpire, eppure ha nomi e cognomi. Pericolosissima. Grazie a Nicola Rossi, Presidente del Veneto Centrale Confesercenti, grazie, buona giornata, pubblicità. Un vicentino di 69 anni è stato arrestato e portato alla casa circondariale di Vicenza per espiare una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. Lo ha deciso il Tribunale di Vicenza a seguito della condanna per essere entrato nell'appartamento della vicina di casa tentando di violentarla sessualmente e procurandole gravi lesioni personali. I fatti risalgono all'agosto dello scorso anno. Per questo l'uomo era già stato sottoposto alla misura di prevenzione personale dell'ammonimento dal questore Paolo Sartori, un provvedimento rafforzato dalla Procura della Repubblica che aveva emesso una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla vittima e l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 200 metri. Nel primo pomeriggio di ieri gli agenti delle volanti hanno prelevato il 69enne e lo hanno condotto nel carcere Berico. Allora, ho aperto con questo servizio perché penso che sia giusto parlare. Anche ieri un altro femminicidio con suicidio da parte dell'uomo che ha fatto questo femminicidio. Questa bambina è rimasta sola. I numeri non si contano più, fanno veramente impressione. Cosa stia succedendo non si sa. Ecco, andiamo a letto col nemico, questa è la verità. Molte di noi non lo sanno, fanno finta di non saperlo, non denunciano, ma non sono neppure protette. Allora vi presento subito i miei graditi ospiti. Abbiamo la dottoressa Katia Morellato, medica al pronto soccorso, referente codice rosa per la Marca Trevigiana. Grazie dottoressa Morellato, ma ha capito perché ci tenevo tanto ad averla ospite, perché non siamo più da che parte veramente capire cosa sta succedendo e se forse le nostre onorevoli, le nostre senatrici
assieme ai senatori, agli onorevoli si dessero una mossa in più per proteggere questa donna, non sappiamo più cosa fare, ma saluto anche Pier Enrico Zani, fisico, collegato con noi da Genova. Buongiorno, buongiorno, grazie professore di essere qui con noi. Buongiorno, veramente grazie, lei è anche un uomo, voglio sentire anche gli uomini questa mattina cosa ne pensano degli altri uomini, perché noi siamo completamente indifese, questa è la verità. Prego dottoressa Morellato, cosa ci racconta? Buongiorno a tutte e a tutti, grazie Mirella per l'invito. Intanto faccio i complimenti perché come sempre lei è molto attenta a questi temi e non se ne occupa solo il 25 novembre. Come ha già anticipato, purtroppo le donne sono vittime tutti i giorni, costantemente. I dati della Polizia di Stato ci dicono che ogni 15 minuti una donna è vittima di un atto di violenza, che può essere quella fisica, dallo stalking allo stupro. Abbiamo sentito anche quest'estate quanto purtroppo la violenza sessuale e gli stupri, in particolare a danno di giovani donne, stanno aumentando e i numeri dei femminicidi purtroppo sono quelli in linea come gli ultimi anni, cioè una donna ogni 72 ore in media viene uccisa da un uomo, partner, ex partner, fidanzato, insomma quella persona con la quale spesso ha instaurato un rapporto di fiducia e di amore, ha fatto dei progetti per una vita, ma la vita poi purtroppo viene fatta così cessare da questa persona che diceva di amarle. E come giustamente ha ricordato, perché purtroppo ce le dimentichiamo troppo spesso, rimangono altre vittime collaterali che sono i bambini, questi orfani di femminicidio che poi vengono affidati ai familiari spesso ai familiari della donna uccisa, perché magari anche l'autore del femminicidio si suicida. E queste persone, oltre ad avere la sofferenza enorme di aver perso una figlia, hanno anche l'onere terribile di crescere dei bambini che hanno subito un trauma terrificante, perché spesso, come nell'ultimo caso che lei ha citato, i bambini sono anche testimoni visivi del femminicidio, cioè dell'uccisione della mamma, e questo è un trauma orrendo, tant'è che in Italia esiste una legge che prevede anche un supporto economico per gli orfani vittime orfani di femminicidio, ma da quello che raccontano i familiari non sempre questi soldi sono sufficienti, anche perché gestire la sofferenza di un bambino, di un adolescente, non è una cosa che si risolve con poche sedute dallo psicologo, ci vogliono anni e anni e non sempre queste sedute, queste cose aiutano. Quindi è paradossale che l'uomo che uccide in carcere ha un supporto comunque psicologico, mentre la donna magari che sopravvive anche a un tentato omicidio, e ce n'è una adesso ricoverata in ospedale in terapia intensiva perché proprio ieri il marito ha cercato di soffocarla fino ad ucciderla, non c'è riuscito, è sopravvissuta ma non si sa se riuscirà a vivere. Ecco, queste cose non vengono prese in considerazione, ci ricordiamo solo i numeri che arrivano alla cronaca perché poi il morto fa sempre notizia, e tutto il resto? Grazie dottoressa Morellato per essere stata chiara, diretta come piace a me, perché dobbiamo pure arrivare a questa sensibilità. Qui qualcuno si deve muovere, così non si può andare avanti. Avete sentito cosa ha raccontato anche ieri, cosa è successo alla dottoressa Morellato con questa donna in terapia intensiva. Abbiamo Daniela da Malcontenta. Ciao Daniela. Ciao. Prego. Quando? Sì, prego. Volevo vedere se si poteva avere un aiuto, vedo perché mi sono invasa, mio marito tira la pensione 820 euro, quando si paga il bollino si può vivere. Ho un figlio grave mentale, che ha 40 anni e mai lavorato, e io lo sento se si poteva avere qualcosa, vedo spese o assegni. Cara Daniela. Allora Daniela, lascia il numero che poi mi metto in contatto con questi assistenti sociali, che vorrei capire dove sono e cosa fanno. Per carità, saranno anche in pochi, però io penso che qualche nome, qualche indirizzo dovrebbero averlo per supportare queste telefonate di queste persone veramente in forte crisi. Detto questo, prima di rispondere e di commentare anche quello che ha detto la nostra dottoressa Katia Morellato, vorrei passare anche al nostro ospite Pier Enrico Zani, fisico.
che anche lui è un diretto, ha parlato molto chiaro su quello che si potrebbe fare anche per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione anche negli edifici, in tante cose, però qualcuno non ascolta. Perché eravamo in 4. Sì tesoro, dopo ti chiamo dopo, vai tranquilla che ti chiamo Daniela, tanto ho già capito qual è il tuo problema, non serve che lo spieghi, almeno diamo la dignità a queste persone, ma io ti ascolterò dopo. Allora, professor Zani, cosa sta succedendo? Sempre più morti anche nei cantieri, questi operai che vanno al lavoro, cadono durante il lavoro, muoiono ragazzi giovani, padri di famiglia, qui non se ne può veramente più, mancano i controlli, chi dovrebbe controllare magari non è anche il controllore, cioè, ci racconti professore cosa c'è che non va in questo paese, perché abbiamo i migliori ricercatori, i migliori ingegneri, i migliori medici, abbiamo tutto e poi questa è la situazione. Prego professore. Ho paura che sia pressapochismo, cioè molte volte sui cantieri, in fabbrica, ci si abitua ad andare veloce, a parlare, a fare e non ci si rende conto a volte che l'attenzione si dimentica. E poi ci sono anche i capi intermedi che magari sono oberati dalla burocrazia più che seguire il lavoro. Non è facile la risposta. Sicuramente non posso dare la colpa ai livelli superiori, molte volte è proprio la persona stessa che non sta attenta o che pure non è stata addestrata bene, oppure persone che non sono proprio adatte a quel lavoro, che sono prese sul campo, quelle che ci sono, perché è difficile al giorno d'oggi trovare persone esperte, diciamo, che abbiano una certa coscienza del proprio lavoro. Quindi si inventano un nuovo lavoro tutti i giorni, tutte le volte. E se per caso il capocantiere è indaffarato, questo non sa cosa fare. Ma è vero, professore, è vero quello che lei dice, anch'io penso che ci sia molto pressapochismo. Cosa si può sempre incolpare il titolare? Abbiamo visto anche recentemente questi esperti anche che sono morti perché l'hanno preso un po' sotto gamba. Ecco, non si sono resi conto invece che il pericolo era dietro l'angolo, eppure lo sapevano, lo conoscevano, erano addetti ai lavori, però veramente sta dilagando il pressapochismo. Tocca agli altri, non toccherà mai a me, io ce la farò. Riesco a farlo. Prego professore. Mi sembra, è vero, quando ero giovane c'era Togliatti che diceva conquisteremo la sala dei bottoni. Sta succedendo che attualmente nella sala dei bottoni sono arrivate le scimmie, cioè schiacciano i bottoni a caso, non sanno cosa succede, provano, ma questo a tutti i livelli purtroppo, compreso i governanti. E soprattutto quelli internazionali, che attualmente vedo cose folli, ma folli proprio, non mi faccia parlare di quello che sta combinando in Israele in questo momento. Cioè, non riesco a capire come dei governatori intelligenti cadano nel terrorismo come stanno facendo. Gli israeliani attualmente sono passati dalla parte dei colpevoli mentre erano quelli che avevano subito l'attacco. È tutto un pasticcio e non riescono a capire che se stavano bravi e zitti ci avrebbero guadagnato enormemente, invece adesso continuano a massacrare. Disastro. Allora andiamo a vedere proprio questo video, devo correre purtroppo perché gli argomenti sono tanti ma ne parleremo. Andiamo a vedere questo video, pannelli fotovoltaici su grandi edifici in città. Andiamo a vedere. Sì.
Bello questo video, grazie professor Zani. Prima di dare la parola però sentiamo Carla da Abano Terme. Ciao Carla. È caduta la linea, vediamo se la riprende. Allora, professor Zani, però si vede che se uno investe sulla scienza, sulla ricerca e sulla tecnologia si fanno dei passi da giganti enormi. Però mi sembra che qualcuno non ascolti. Ad esempio il ponte di Messina, questo ponte di Messina che a detta di molti esperti non si farà mai per problemi di staticità che abbiamo nel nostro paese. Lei cosa ci dice? Come bisognerebbe intervenire anche per aumentare invece questo fotovoltaico che sta diventando essenziale e fa risparmiare? Qualcuno dovrà pure ascoltarvi, o sbaglio professore? Ma sta succedendo una cosa molto interessante che sta scoppiando proprio in questi giorni qua. Si parla delle comunità energetiche. Voi per vostra fortuna avete mediamente le casette piccole, quindi ognuno si può mettere il suo impianto sul tetto e finisce lì, una meraviglia. Da noi a Genova abbiamo il territorio un po' costretto sul mare, abbiamo edifici alti e sta succedendo però una cosa estremamente interessante. Diciamo che un buon terzo degli edifici genovesi hanno il tetto piano e sopra quindi ci starebbero benissimo dei grossi impianti fotovoltaici. E ci sono delle aziende, grandi aziende che forniscono energia, che ormai si offrono ai condomini e dicono: io vi metto sul tetto 50 kW, pago tutto io, vi pago le spese di affitto del tetto e poi facciamo la comunità energetica con tutti i condomini. Questo cosa vuol dire? Che i condomini gratuitamente non devono pagare nulla, si iscrivono alla comunità energetica gestita da questa impresa grande e hanno un vantaggio di 11 centesimi ogni kilowattora usato durante il giorno, cioè quando l'impianto produce. Però se uno fa i conti, alla fine questi 11 centesimi sono, diciamo, se va bene, €1 al giorno, diciamo così. Però sono sempre soldi che potrebbero ritornare in casa. Sta succedendo una cosa però interessante, almeno in diversi condomini. Oggi, anzi domani, vado proprio a spingere in quella direzione. Io lo faccio gratuitamente, quindi, perché ho molti amici in città, quindi... Ebbene, i condomini stanno pensando di farlo loro in proprio l'impianto. Perché? Perché ci si guadagna molto di più. Un impianto sul tetto da 50 kW genera circa 15.000 euro ogni anno, che viene diviso tra i condomini, più tutti gli altri vantaggi che dicevo degli 11 centesimi per i partecipanti e così via. Quindi invece di dare denari, diciamo, alle multinazionali, un condominio se lo tiene di per sé. E ha fatto bene a dirlo. Abbiamo Andrea da Favaro Veneto, professore, poi continuiamo. Prego Andrea. Buongiorno a lei, io voglio intervenire, ma c'è tantissimo motivi per dire, non si sa che parte cominciare. Comunque io mi vado sempre sui clandestini che stanno entrando in Italia. È un sfacelo quest'Italia, purtroppo. Stiamo sempre peggiorando, sempre peggio. Ma non so, le nostre città sono invase da clandestini che purtroppo vengono qua sperando di trovare chissà cosa e mi si trovano con pugno di mosche in mano e vanno a delinquere. E chi ci rimette? Noi italiani. Poi ci sta contando che arrivano quelli dell'isola, ma tanti saluti. Mamma mia, quelli là. Ma non riesco a capire come mai, da quanti anni che sono qui in Italia, per fare quel casotto che stanno facendo attualmente. Specialmente quando ci sono i discorsi contro Israele, sono le piazze contro gli israeliani. Io dico la verità, io non vedo questa grande differenza. Io sto per i fatti miei, do approvazione al nostro primo ministro, che è con Israele, pure io. Ma non riesco a capire una motivazione che il popolo italiano vada in piazza per dare contro Israele. Io posso capire che la sinistra, il PD e compagnia bella vorrebbero trarre dei vantaggi contro la Meloni, ma questo devono sognarselo loro. Anch'io una volta ero di una famiglia comunista, ma poi ho visto che purtroppo non facevo niente o quasi niente, solo bla bla bla, e ho dovuto cambiare tutti i partiti perché anch'io ho votato la signora Meloni e sono contento. Lasciamoli tempo al tempo, questo è importante. Adesso io la ringrazio, mi scuso
e tante belle cose. Buona giornata. Dovete scusarvi, la faccio per voi la trasmissione, ci mancherebbe, ognuno fa le proprie riflessioni, vi ascolta e a casa poi tirano le somme, ognuno come la vede. Però non è il popolo italiano che ha protestato, ci sono varie fazioni, ognuno la vede alla propria maniera, ma non tutto il popolo italiano. Detto questo, io vorrei proprio adesso che il professor Zani, però come uomo, ecco, aiutasse anche a far capire a questi uomini, a questi alcuni uomini, non tutti per fortuna, ma soprattutto a quelli che sono in Parlamento, che assieme a queste donne parlamentari forse dovrebbero fare quel passo più in là, ecco, usare il buon senso, come sta facendo lei, che sta spiegando che con poco si può fare tanto e loro hanno il potere in mano per far cambiare anche questa realtà. Ci sono dei centri di ascolto dove questi uomini non vanno perché sono così, si vergognano, non credono, tanto ce la farò da solo, ma cosa vuoi da me, ma io non ti faccio niente. Ecco, professore, dica anche lei un qualcosa a queste persone, io li chiamo persone, che non vogliono capire quanta bestialità, brutalità hanno dentro di loro. Prego, professore. È un problema mica da poco. Io stesso sono separato e quindi ho vissuto una famiglia divisa in due. Ho accettato la cosa un po' arrabbiato, però poi mi è passata e ho 2 figli ormai grandi che sono la mia gioia, dei nipoti, e con la mia ex moglie ci parlo ancora, non è quello il problema. Quindi il problema è che molte volte ci sono dei momenti in cui si va fuori di testa e noi maschi francamente a volte diventiamo furiosi, oppure non siamo proprio tutti interi in quel momento e vengono fuori quei disastri pazzeschi. Quello che mi stupisce, ne parlo con la mia moglie attuale, è come mai queste donne non scappano prima, non si rendono conto prima della situazione. Mi dirà, non è facile, perché la vita è difficile, uno stipendio solo magari non basta, si è costretti nella stessa casa. Poi di solito succede che quando marito e moglie bisticciano è il marito che deve andarsene e questo diventa una belva. Il problema è estremamente complicato e purtroppo umanamente io non ho risposta. Io l'ho vissuta, l'ho risolta molto bene, oddio, mi sono venuti i capelli bianchi. L'ha detto anche lei, professore, all'inizio certo. Mi sono arrabbiato, là il problema. Perché a volte non ci se l'aspetta, capisci? Per fortuna che l'ha detto e la ringrazio di aver ammesso questo, e non tutti lo ammettono, sono tutti degli angioletti, dopo alla fine sì, invece no. Col cavolo che sono angioletti. Allora, dottoressa Katia Morellato, ha sentito quel professor Zani che ha avuto il coraggio di dire la prima cosa mi sono arrabbiato, però poi è stata repressa questa ira da persona intelligente, qual è? Ha capito che non era il caso di andare oltre l'arrabbiatura, però salta, l'ha detto il professore. Prego, dottoressa. Sì, la rabbia è propria anche delle donne, non è che le donne non si arrabbiano, è diversa la modalità di reagire alla propria rabbia e alla propria frustrazione. Nessun uomo che agisce violenza contro le donne, nessun uomo che uccide la propria donna è un uomo malato, assolutamente, non ha nessuna patologia psichiatrica, generalmente è un uomo fragile che non è in grado di gestire le proprie emozioni, non è in grado di arrivare a comprendere l'altra persona e le sue istanze, perché spesso si confonde quello che è il conflitto scusatemi, all'interno di una coppia con quella che è la violenza. Il conflitto ci può stare perché chiunque, quando ha delle idee diverse rispetto a un'altra persona, può anche alzare il tono di voce, ci si può anche mandare a quel paese, ci si può anche arrabbiare proprio e ognuno poi va per la propria strada e si rimane con le proprie idee. E questo è un conflitto che può essere anche sano a volte, perché permette di chiarirsi. Diversa è la violenza, quando all'interno di una relazione c'è una persona che prevarica sull'altra e non arriva mai con lo schiaffo, non arriva mai con la voce che si alza e con i piatti rotti, arriva un po' alla volta. Questa violenza si manifesta ed è quella psicologica che è la più terribile anche per le donne da riconoscere e da affrontare, perché chiedersi come mai la donna non sia andata prima è una domanda, secondo me, che colpevolizza di nuovo la donna.
non è che lei non ha capito qual è il problema, lei spera, perché ovviamente ogni donna che instaura un rapporto con un uomo ha un progetto in mente, no? Un progetto d'amore. Quando una coppia si mette insieme, magari si sposa, decide di avere anche dei figli, è un progetto comune che va al di là poi dei problemi economici che ci possono essere, e la violenza economica è uno dei tanti problemi che le donne hanno, motivo per cui fanno fatica spesso a uscire di casa. Ma tornando alla violenza psicologica, questa si instaura nel tempo con continue denigrazioni, umiliazioni, svalorizzazioni. Tu non vali niente, non sai gestire la casa, non sei una brava madre, non sei una brava moglie, non sai fare niente, sei un'incapace, sei una stupida. Quando una donna per tanti anni sente dire queste cose, finisce purtroppo per crederci. Finisce per crederci, poi magari ha una laurea, ma lui le ha detto no, mettila pure via la tua laurea, tu stai a casa e fai figli, ti mantengo io e ti gestisco io, non ti preoccupare, ci penso io a te. Siamo tutte e tutti cresciuti purtroppo con questi stereotipi culturali per cui la donna deve essere la bella principessa che aspetta il principe che la va a salvare. In realtà noi donne ci salviamo da sole, questa è una cosa che dobbiamo insegnare alle nostre figlie e alle generazioni che verranno, ma anche dobbiamo insegnare ai maschi ad avere rispetto di loro stessi innanzitutto e dell'altro che è diverso da sé, perché non è detto che non è una gara, ecco, non è una gara fra maschile e femminile, non c'è nessuno che vince e quando c'è violenza oltretutto perdono tutte le persone, in primis chi la agisce. Ecco, la responsabilità ovviamente non è solo di chi fa violenza, lui ha colpa di farla, ma anche della società stessa che non aiuta e mantiene ancora purtroppo troppo spesso questi stereotipi su ruoli femminili e maschili. Ci sono delle scuole, andiamo anche nelle scuole a parlare, in cui ancora le ragazze e i ragazzi pensano che è giusto che faccia carriera l'uomo, il maschio, mentre la donna può anche starsene a casa. Ecco, questa è una cosa che andrebbe sradicata, questa mentalità. Allora, dottoressa Morellato, la ringrazio per spiegare così bene la situazione nella quale stiamo vivendo molte donne soprattutto. Ma quella che è la mia domanda è anche questa. Allora, io vorrei capire, tutti questi centri di ascolto, tutti questi servizi sociali, ognuno con i propri problemi, tutte queste associazioni che sono nate in supporto della donna, ma ci sono o ci fanno? Perché le dico questo? Perché io ho un caso di un uomo con una compagna uccisa, con 4 ragazzi, 3 diciamo in media età, una piccola, con una persona invalida in casa, completamente abbandonato da tutti. Nessuno si fa sentire. Io mi sono permessa anche di cercare di aiutarlo, ma lei come sa benissimo c'è la privacy, io non sono una parente, perciò faccio molto fatica, anche se in qualche maniera lo aiuto e cerco di aiutare queste creature, che pensate il trauma di aver perso la loro mamma, il papà non l'hanno visto pochissimo perché lei viveva qua e lui era all'estero, e questo uomo si è visto togliere i figli che non sono suoi e questi bambini che dopo anni e anni che vivevano con questo uomo vivere con questo papà effettivo. Nell'abbandono totale di tutti, nessuno ha chiamato, eppure è un caso che si conosce benissimo, nessuno ha cercato di portare aiuto anche a queste creature, pensate ai traumi, bambini non proprio piccolissimi, per cercare di supportare questo disagio anche mentale che si porteranno avanti per anni. Allora faccio fatica a capire che siamo in tanti ma non riusciamo ad arrivare. Non riusciamo ad arrivare ad aiutare le fragilità, dottoressa Morellato. E non si può dire che non si conoscono, perché hanno nomi e cognomi e indirizzi. Perché non si arriva? Non si può, come dice lei, facile parlare quel giorno e dopo? È facile dire, come sta raccontando lei, in ospedale c'è questa persona, ma io come posso aiutare questa persona? Ci sono, la devo supportare anche il dopo che se ce la farà sarà ancora più traumatico, più devastante. E cosa c'è dietro il dopo? Mi sembra che non si senta tanto, cioè si fa tanta visibilità al momento, io faccio, io sono, io ascolto,
e poi ritroviamo l'anziana morta, la donna in ospedale come ha spiegato lei, i bambini che non sanno neanche, poveretti, chi sono e cosa fanno. Perché questo, dottoressa Morellato? Eppure facciamo parte di associazioni importanti dove dovremmo esserci anche nel dopo, perché abbiamo la possibilità di arrivare. Prego, dottoressa. Allora, è un problema veramente complesso e quindi sicuramente non è possibile dare una soluzione semplice. Semplicistica sarebbe ancora più banalizzare il problema. Io credo, adesso ricordo quel caso, insomma, una donna che conviveva con un altro uomo che aveva, tra virgolette, accolto anche questi bambini, e sta donna è stata uccisa, però perché li hanno tolti? Cioè bisogna capire anche la parte, come si può dire, della giustizia, che passaggi ha fatto, gli assistenti sociali, se questi bambini hanno comunque un altro tipo di supporto a livello familiare o amicale oppure no. Il problema è che c'è una rete e la rete è ovviamente formata da tanti enti, associazioni, sia di volontariato, sia enti pubblici. Ci vogliono soldi. E questo è un altro grande problema, ci vogliono soldi, le reti funzionano, a volte c'è forse qualche buco di comunicazione. Questo sì, la interrompo un secondo, manca... dottoressa, perché ha ripreso la linea, la nostra, da dov'è? Aspetta che guardo, da Abano Terme, Carla è riuscita a riprendere la linea, prego Carla. Mirella, ciao, vuoi un favore grandissimo. Mi porta lettere giovedì, me la portai apposta, con 2 mesi di ritardo e il Tari è addirittura il 20 di settembre. Come vuoi da fare per pagare 4 boette? Dimmi ti. Allora Carla, poi ci sentiamo, vediamo cosa è successo, perché al momento così non posso dirti niente, io quello che posso lo faccio, poi sentiamo bene il tuo caso. Grazie Carla per averlo evidenziato, perché ci sono anche questi problemi, è sempre una donna che chiama e che ha il coraggio di dire, di parlare, però qualche passo l'abbiamo fatto, dottoressa Morellato, ci mettiamo la faccia, più noi che gli uomini, su questo non c'è dubbio, anche nella prevenzione. Però la mia domanda e la mia paura è questa: ma queste creature vengono ascoltate, dottoressa? Cioè vengo chiesto a loro con chi vuoi stare tu, perché non sono così ingenui da non capire dove sta il bene e il male, loro sanno dove sta il bene e il male, forse li ascoltiamo poco perché questi traumi diventano meno traumi. Cosa dice, dottoressa? Perché anche là dovremmo fare un grande ascolto, perché sono delle creature fragilissime, stanno crescendo. Prego. Allora, nel caso specifico, adesso io non lo conosco ovviamente nei dettagli, ma se c'è ancora il padre non è decaduta la responsabilità genitoriale, ovviamente deve accogliere i bambini, perché anche se era separato dalla mamma per motivi X o non stavano più insieme, ma non erano, insomma, i figli sono comunque sempre suoi. Il problema è capire, ma questo dovrebbe chiederlo a lui e alla rete, ovviamente credo che si è attivata intorno a questo caso, se sono stati attivati anche i supporti psicologici di cui questi bambini hanno diritto. Zero, dottoressa. Almeno così è stato detto, poi si può anche verificare, io la pregherei poi se riusciamo a metterci in contatto per vedere se riusciamo ad arrivare a queste creature, perché lui era molto preoccupato perché questi bambini erano molto fragili a questa notizia, non hanno reagito molto bene perché capisce bene, anni che non si vedono, all'improvviso cambia ancora tutto, perdita della mamma. Ecco, professor Zani, pensi che problemi ci sono, ecco, in queste case che noi cerchiamo di abbellirle all'interno, all'esterno, ma poi se manca l'amore, il calore, l'ascolto, il dialogo, non andiamo da nessuna parte. Però ritorniamo anche al fotovoltaico, i giovani credono molto a questo, ecco, ci sono state anche delle iniziative molto importanti. Prego professore. Sì, continuo a ripetere che queste nuove attività delle comunità energetiche svilupperanno molto il lavoro, diciamo poi artigianale, perché ognuno quando ha bisogno di impianto fotovoltaico va dall'elettricista vicino e si collega con lui per fare l'impianto. Quindi è una cosa fantastica che svilupperà molto il problema. Non c'è, bisogna fare, gli incentivi ci sono, i tecnici ci sono, i materiali ci sono,
bisogna solo trovare il modo di rendere più facile l'accesso, soprattutto ai permessi comunali e non. A Genova sono un po' più difficili che da voi per motivi, l'ho già detto, gli edifici sono complessi, antichi, nuovi, c'è un pasticcio. Quindi, però la vedo molto bene. Invece riguardo a quei 4 bambini, io non so la situazione, ma ai miei tempi o ai tempi di mio padre li mettevano in un collegio di preti e questo funzionava molto bene. Non so cosa dire d'altro, io posso solo dare la mia esperienza e quella che mi raccontava mio padre. Mio padre era trentino e lui da giovane, quando ha avuto 14 anni, è andato a studiare in un collegio di preti a Trento, dove ha fatto la scuola di falegnameria, e poi ha vissuto a Genova in un istituto dove c'erano i ragazzi che imparavano dei lavori, li chiamavano qui l'istituto Falsicomo, lo chiamavano i derelitti, ma poi in realtà erano tutti i ragazzi che potevano magari invece di andare sulla strada, venivano aiutati, mantenuti con delle regole abbastanza ferree, giocavano a calcio, imparavano un lavoro e poi diventavano cittadini italiani come tutti. Purtroppo se è finita... Zanni, di aver spiegato molto bene anche questa parte del professore e quello che si faceva una volta. Io sono in stand-by, non so da che parte stare, se stare, come dice lei, dalla parte del collegio, di queste case di accoglienza, da stare dalla parte invece della famiglia, anche se non è più il genitore, ma sono molto dubbiosa, non so, vedo poco ascolto da parte di queste creature che loro sanno benissimo e vorrebbero essere magari anche ascoltate di più, e vedo poco supporto, questo lo devo dire perché è quello che vedo io, e non hanno il supporto necessario. Pensiamo a tante cose, non pensiamo invece al supporto di queste fragilità. Dottoressa Morellato, come ci saluta e cosa vuole dire? Prego, che appello vuole fare? Intanto ringrazio nuovamente lei e la sua trasmissione per tenere sempre questo faro acceso su questa problematica, sulla tematica della violenza contro le donne, che è un problema, ripeto, molto serio. È veramente una pandemia, non è una cosa, non è un'emergenza, come lei ha sottolineato, è una quotidianità per molte donne. Adesso nel periodo di novembre ci saranno tante iniziative, ovviamente, organizzate sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale, però bisogna che ognuna di noi faccia la propria parte. E l'appello che mi viene da fare, che è quello che ho fatto anche in altre occasioni: se una donna ha bisogno di aiuto, se scoprite che una vostra vicina di casa, un'amica, una collega di lavoro, una compagna di scuola, chiunque è in difficoltà o la vedete in crisi, magari appunto nel rapporto affettivo coniugale, ricordatele che ci sono dei centri che la possono accogliere, ascoltare, che il 118 può essere chiamato sempre in caso di necessità, esiste il 112, il 1522 che è il numero nazionale antistalking e antiviolenza. Questi numeri possono dare aiuto, ascolto e possono poi indirizzare la donna. Grazie dottoressa, devo proprio chiudere, la ringrazio tantissimo, grazie alla dottoressa Katia Morellato, grazie al Pier Enrico Zanni, fisico, grazie e la posta di Mirella. ¿Qué ha empezado? Voilà. Voilà. Madre mía.
berdua laten. Eccolo lì.